Direzione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto spazio di informazione. Saremo insieme fino alle 14:30 con tante notizie che arrivano dal territorio e come sempre sapete con i nostri colleghi che sono già sul posto con i loro ospiti pronti ad intervenire in diretta. C'è molta cronaca in questa prima pagina del nostro telegiornale. Vi facciamo vedere sul sito del Corriere del Veneto, Corriere.it, questo video, sono le immagini del centro commerciale Le Vele. Siamo a Desenzano del Garda che sta andando letteralmente in fumo. C'è stato un incendio, è scoppiato circa un'ora fa. Guardate, queste sono le immagini sconvolgenti dell'incendio che è divampato all'interno del centro commerciale. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro ovviamente in questo momento per cercare di ripristinare la situazione. Quindi a Desenzano del Garda siamo in Lombardia, ma insomma è una zona che interessa e lambisce anche i confini della nostra regione. Sono in corso le operazioni di spegnimento di un vastissimo incendio che è scoppiato all'interno del centro commerciale Le Vele, un ampio parco commerciale. Ignote ancora le cause del rogo, vi terremo ovviamente informati in merito a questo episodio di cronaca. E poi la cronaca ci porta invece lungo la A13 per la notizia di un decesso nella notte. Un uomo ha tamponato un'auto, è sceso per verificare la situazione ed è stato travolto a sua volta da un'altra automobile. Partiamo da qui. Viaggiava a bordo di un'Audi condotta da un connazionale, il cittadino cinese di 48 anni, travolto e ucciso lungo la A13 intorno alle 22 di martedì. I due, dopo aver tamponato un'altra auto, una Smart, erano scesi dal veicolo, manovra molto pericolosa in autostrada, sottolineano le forze dell'ordine, quando la vittima è stata investita dalla Mercedes condotta da un padovano che stava sopraggiungendo ed è in seguito risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,40. Il terribile impatto è costato la vita al 48enne che sembra non indossasse il giubbino catarifrangente obbligatorio per legge. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Padova e Abano Terme dai sanitari del SUEM 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco di Este e gli agenti della polizia stradale di Rovigo. L'autostrada è stata chiusa tra i caselli di Monselice e Terme Ogane in direzione di Padova per permettere i rilievi senza particolari problemi per il traffico viste le ore notturne. Le operazioni di soccorso sono state completate intorno alle 3 della scorsa notte. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale che ha accertato che la vittima era stata colpita da un ordine di espatrio emesso dal questore di Prato. Siamo in Valle Aurina, Bolzano, incidente mortale con un kayak è successo ieri sera nel torrente Aurino Campotures. L'allarme è stato lanciato verso le 21 dai compagni di escursione che avevano perso di vista l'uomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il disperso dalle acque e consegnato alle cure del medico d'urgenza nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio. L'uomo è deceduto, la vittima è un uomo di 55 anni, originario di Venezia ma residente a San Candido. La comitiva aveva iniziato la discesa lungo il fiume Aurino con il kayak in località Gisse. Durante il percorso giunti a Campotures l'uomo è stato sbalzato fuori dal suo kayak a causa delle forti correnti, è finito in un vortice. Nonostante i tentativi di salvataggio dei compagni che gli lanciavano delle corde, l'uomo è annegato. Ancora cronaca, purtroppo siamo nel Veronese, Isola della Scala. È Amedeo Viani, l'uomo rimasto vittima di un incendio divampato nella notte in un appartamento in via Gracco Spaziani, sopra il bar centrale di Isola della Scala, gestito dallo stesso fratello Paolo, rimasto gravemente ferito. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il primo dei 2 fratelli era già deceduto, l'altro è stato ricoverato in ospedale a Verona, dove versa in gravi condizioni. A riferirlo è l'amministrazione comunale della cittadina veronese via Facebook, sottolineando che le cause del rogo sono ancora da definire. Dunque cause ancora che non si conoscono. Il locale, gestito per una vita intera dai fratelli Amedeo e Paolo Viani e prima ancora dalla celebre Romilda, è un simbolo storico della cittadina, così si legge nella pagina Facebook del primo cittadino di Isola della Scala.
La cronaca ora ci porta invece ad Asolo. È stato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere, a cui si aggiungono anche un'ammenda di 80.000 euro di risarcimento danni. La tentata estorsione sarebbe stata messa in atto, secondo la procura di Vicenza, da Roberto Imparato, avvocato trevigiano, nei confronti dell'ex attaccante della nazionale di Inter Milan Liverpool Mario Ballottelli. La vicenda riguardava un'iniziale accusa nei confronti del calciatore, mossa da una giovane vicentina con cui Ballottelli ha confermato di aver avuto dei rapporti consenzienti e che sarebbe stata spinta dall'avvocato trevigiano a muovere un'accusa per violenza sessuale. Caso poi archiviato. Il legale avrebbe poi minacciato il calciatore di vendere la notizia sui giornali, in cambio del silenzio gli avrebbe chiesto 100.000 euro. Condanna a 2 anni e 3 mesi per l'avvocato Roberto Imparato, trevigiano di Asolo. E mentre attendiamo di collegarci con i nostri inviati sul territorio, per noi in attesa ci sarà Carlo Inghilleri con il presidente del Veneto Luca Zaia, arrivato a Vicenza per sostenere la corsa di Francesco Rucco, sindaco uscente al ballottaggio contro Giacomo Possamai. Poi ci collegheremo con il nostro Nicola Marcato e la nostra Monica Smiderle per parlare di Giro d'Italia. Vi ricordo che oggi è la 17ª tappa, con partenza da Pergine Valsugana, attraverserà tanti comuni del Bassanese ma anche della Marca trevigiana e poi arriverà a Caorle, dove per noi c'è il nostro Nicola Marcato insieme a Simone Merlo. Quindi tra pochissimo ci collegheremo con loro, ma intanto, sempre per parlare di Giro d'Italia, vediamo quali sono i principali divieti che interessano tra pochissimo, a partire dalle 13, la città di Treviso, con tangenziale di Treviso chiusa e Treviso Mare. Transenne già predisposte ai piedi degli accessi alla tangenziale di Treviso. L'arteria che collega i comuni di Silea e Paese domani dalle 13 sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia, così come non sarà percorribile la strada Treviso Mare fino alla fine del passaggio della Carovana Rosa, 17ª tappa del Giro d'Italia. 6 balconi, c'è già chi ha piazzato un fazzoletto rosa. La polizia locale è al lavoro da giorni per gestire il traffico, tra chiusure e deviazioni nelle vie secondarie. A San Giuseppe avremo l'uscita obbligatoria proprio per non impattare contro la carovana ciclistica. Sarà garantito l'accesso all'aeroporto e comunque a tutte le direzioni alternative per raggiungere la zona. Sicuramente anche la strada Castellana sarà interessata da una deviazione verso la Noalese. Saremo presenti con un congruo numero di agenti e di volontari della protezione civile. Protezione civile per distribuire bottiglie di acqua. Le temperature saranno roventi anche domani. È un servizio che stiamo organizzando, in quanto sicuramente accoderemo in qualche arteria, in particolare la corsia della tangenziale, forse qualcosa in Castellana, ma saremo presenti per dare assistenza in caso di necessità di qualche accodamento. Occhi puntati sulle vie alternative direzione uscita ospedale e aeroporto. Tutti i comuni interessati al passaggio della Carovana, Paese, Istrana, Vedelago, Castelfranco, Castello di Godego, Monastiere, Roncade e Silea, hanno sospeso tramite ordinanza la circolazione al traffico sulla regionale 53, via Castellana, via Postumia, fino alle 16. La viabilità alternativa sarà segnalata attraverso opportuni cartelli. La carovana è prevista per le 15:25, ma è anticipata dalla carovana anche pubblicitaria che circola su strade chiuse, e questo lasso di tempo ci consente comunque di agevolare al massimo la uscita dalla tangenziale. Chiusi i caselli autostradali Treviso Sud e Meolo Roncade, sempre fino alle 16. E a proposito di Giro d'Italia, 17ª tappa, subito a Caorle dal nostro Nicola Marcato con Simone Merlo. Caorle attende l'arrivo della Carovana Rosa di questa tappa. Nicola, buongiorno, che aria c'è lì a Caorle? C'è un clima di euforia. Guarda, ti ho fatto vedere adesso, proprio dalle immagini di Simone Merlo, una bicicletta interamente ricoperta di merletto rosa, una creazione di un'associazione. Ti dicevo, qui a Caorle c'è veramente un grande clima di euforia per l'arrivo della 17ª tappa del Giro d'Italia. Pergine Valsugana sono 197 km pressoché in discesa, la specialità preferita per i velocisti. Arrivo previsto questo pomeriggio alle 17:10 circa. Qui con noi abbiamo il sindaco di Caorle, Marco Sarto. Caorle si sta tingendo di rosa, i tifosi, gli appassionati di ciclismo stanno provenendo da tutto il Veneto e non solo.
Sì, sicuramente. Allora, volevo innanzitutto ringraziare il presidente Zaia, perché se la tappa arriva a Caorle è principalmente merito suo. Diciamo che oggi è la giornata clou, la giornata di festa, una festa che è cominciata diversi mesi fa quando è stata annunciata la tappa qui a Caorle, ed oggi è un'esplosione naturalmente di rosa, ed è anche l'occasione per ringraziare, oltre alla Regione Veneto, tutti i volontari, le forze dell'ordine, il comitato di tappa, perché c'è stato un gran lavoro, ma è, come dicevo, la tappa finale di una serie di appuntamenti. C'è stata ieri sera la Notte Rosa, il Piatto Rosa, una serie di appuntamenti che hanno visto la città festeggiare questa grande vetrina, e io la definisco questa una vetrina senza prezzo, perché ci sono 650 milioni di telespettatori che avranno l'occasione di vedere le bellezze di Caorle. Sì, è un'occasione anche per far vedere Caorle in tutto il mondo. Indubbiamente, dicevo, 650 milioni, 200 paesi, 5 continenti, la possibilità di vedere le bellezze del Veneto, in maniera particolare oggi della nostra città, con la spiaggia, con i turisti, ma dicevo soprattutto per la festa, e come si vede da quest'ambito proprio un'esplosione rosa, diciamo una festa per tutta la città. Ecco Anna, con noi c'è anche Angelo Struili del comitato organizzatore del Giro d'Italia. Angelo, come stanno andando le cose? Bene, per me è una grande soddisfazione da Veneto, veneziano, vedere una città che io amo da sempre. Di Giro sono anni e anni che ci lavoro, però siamo quasi alla perfezione. Questa è una tappa prevalentemente in discesa, dicevamo, poco meno di 200 km, specialità dei velocisti, si fa già qualche nome tra i preferiti? Ma tra i preferiti per me mi piacerebbe che vincesse il Milan, Jonathan Milan, nuovo ragazzo, 21 anni, è campione olimpico, per vedere, non è veneto, è friulano, però è il nuovo che viene avanti del ciclismo, bel personaggio e che potrebbe aiutare anche altri ad andare in bicicletta. Oggi è una tappa per velocisti, perché da domani si inizia ad arrampicare. Da domani è dura. Vi ricordo che domani la tappa del Giro partirà proprio da Oderzo e poi per su la montagna, e allora lì si potrà un po', la musica cambia, si stravolge un po' la classifica. Sì, da domani parte da Oderzo e arriviamo a Palafavela, si iniziano le salite e sicuramente il Veneto deciderà il Giro d'Italia, le tappe venete decidono il Giro d'Italia, perché poi anche il giorno dopo la Longarone, 13.000 Varedo con 5 passi. Per chi guarda la corsa alla televisione è bellissima, e chi partecipa sulle strade è una festa che solo il Veneto può dare. Angelo, visto che fai parte del comitato organizzatore, quanti pass per i media sono stati fatti? Televisioni di tutto il mondo? Sì, allora le televisioni collegate sono circa 162 da tutto il mondo, più dopo tutti quei social. Le persone accreditate sono circa 2000 tra partenza e arrivo, poi c'è anche il Giro un altro evento da 5 anni che è il fratello minore, nel senso, perché da poco, però ha il suo seguito, sono circa 300-400 persone. Spostare 2000 persone tutti i giorni da un albergo all'altro non è facile. Io che ci lavoro oggi sono emozionato, è da ieri che sono arrivato e il sindaco con i suoi collaboratori mi ha fatto una festa che indescrivibile, 3 quintali di pesce, di moscardini, di queste cose qui. Sì, ma e hanno offerto per far festa. Che bello. C'erano 800-900 persone in piazza, cose che io che la vivo tutti i giorni da tantissimi anni, le corse di RCS, non le ho mai viste così. L'affetto veneto è unico. Insomma, il clima di festa, sindaco, è già iniziato da ieri, da alcuni giorni. Assolutamente. Tutto esaurito, ristoranti, alberghi. Tutto in festa, come ha detto Angelo, c'è stata la vongolata ieri sera, ci sono i moscardini, insomma Caorle sta facendo accoglienza con i propri prodotti, anche questa è un'occasione, l'idea di promuovere il territorio con l'enogastronomia, per cui veramente un insieme di persone, perché la città è tutta in festa e questa è la cosa bella. Bene, allora Anna, se non ci sono domande dallo studio, a voi la linea e viva il Giro.
Grazie Nicola, buon giro ovviamente a voi, e poi questa sera faremo vedere le immagini che con Simone Merlo ci invierete da Caorle per l'arrivo della 17ª tappa, ma è già tempo di parlare di 18ª tappa perché è particolarmente coinvolta la Marca Trevigiana. Al telefono con noi c'è il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. Sindaco, le do il benvenuto. Domani il Giro transiterà per il suo comune, quindi diverse gli interventi e le predisposizioni per la sicurezza. Che cosa succederà? Come avete gestito la viabilità nel comune? Intanto possiamo far vedere anche qualche immagine. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora io intanto ringrazio il nostro comandante della Polizia Municipale perché ha fatto un lavoro di preparazione della logistica incredibile. Non è solamente la chiusura di alcune strade, ma è la predisposizione di tutto il sistema di parcheggi, sia per i disabili sia per i parcheggi l'ha individuati su piante che ha già diffuso in tutti i social, e in tutte queste planimetrie vengono indicati i parcheggi, la capienza di ciascun parcheggio, la distanza dal centro, e per quelli che hanno una distanza superiore a 2 km abbiamo organizzato anche servizi navette gratuite, e quindi anche con questa possibilità, quindi soprattutto i parcheggi che sono più grandi e più lontani hanno anche la possibilità del collegamento con la navetta. Quindi ringrazio il comandante per tutta questa organizzazione, poi veramente non ha lasciato nulla di intentato e di non considerato. Per esempio voglio comunicarlo perché è una cosa utile e necessaria. Per esempio l'accesso all'ospedale non potrà essere dall'accesso consueto davanti in via Luzzatti, ma ci sarà l'accesso da via Altinate da dietro, in modo da non interferire, quindi l'apertura e l'accessibilità all'ospedale c'è sempre. Ovviamente le ambulanze possono passare comunque e ovunque, e comunque per il pronto soccorso, per l'accesso privato all'ospedale si entra da via Altinate dall'altra parte, e quindi tutto è pronto. Il comandante sta coordinando circa 200 volontari oltre ai nostri vigili, e quindi io devo veramente ringraziare di cuore lui e tutti i nostri vigili e tutti i nostri volontari per quanto riguarda l'organizzazione della logistica, e poi devo ringraziare Angelica, la responsabile dell'ufficio turismo, Angelica Gebardo, assieme a Lisa, e a tutto il comitato tappa per il grandioso lavoro di organizzazione degli eventi che è stato fatto nel calendario aspettando la tappa. Abbiamo avuto una cosa come 25 eventi, quindi praticamente uno ogni sera, e organizzati da tutte le associazioni, coordinati dai nostri uffici, ma poi organizzati anche da tutte le associazioni del territorio, e quindi tutta la città si è data da fare per creare questo clima di attesa, per cui c'è stata la fondazione Oderzo Cultura che appunto ha collaborato con noi per la realizzazione di bellissimi eventi culturali. Forò, che l'associazione dei commercianti, che ha organizzato eventi bellissimi come Oderzo Fiorita, come Oderzo Motori. Poi le associazioni sportive hanno organizzato, l'altro giorno c'è stato un randonnée bellissimo col percorso coincidente con la tappa, con la nostra tappa, ma molto di più perché è un randonnée di 400 km e alcuni ciclisti lo hanno fatto in 16 ore, incredibili, bravissimi. E quindi anche le associazioni sportive hanno dato il loro contributo, e poi tutte le associazioni del territorio, associazioni di categoria. E infine adesso proprio in questi giorni hanno completato le vetrine più belle i commercianti, e quindi adesso ogni vetrina è rosa, allegra, piena di colori, e siamo veramente tutti in trepida attesa. Sì, stiamo guardando le immagini. Sindaco, stiamo vedendo intanto delle immagini della carovana rosa, che ovviamente poi porta anche un grande indotto, no, sul territorio, gli amanti dello sport, ma insomma il Giro d'Italia coinvolge davvero tutto il paese, quindi anche un modo per far conoscere Oderzo anche fuori dal Veneto. Lei diceva il punto nevralgico, stiamo rivedendo anche le immagini che arrivano dalla vostra polizia locale, l'accesso all'ospedale di Oderzo. Quale sarà il percorso della carovana rosa ad Oderzo esattamente? Il percorso della carovana sarà il villaggio degli atleti è in Piazza della Vittoria. Allora loro usciranno da Piazza della Vittoria, faranno via Mazzini, via Umberto, passeranno sotto il Torresini, arriveranno in piazza e lì faranno la firma, podio firma,
poi faranno una passerella per la città, quindi andranno per via Roma, per via Dalmazia, poi percorreranno un pezzo di via Altinate e gireranno per via Luzzatti davanti appunto all'ospedale per riprendere via Garibaldi e poi di nuovo via Umberto e tornare in piazza. Da lì quindi faranno un secondo passaggio sotto il Toresin, di nuovo in piazza, gireranno attorno a piazza Castello, giù per via Cesare Battisti, poi per Camino per immettersi poi nella Cadore Mare e al chilometro zero e partire la corsa vera e propria. Quindi sarà una bellissima passerella per Oderzo e anche per la frazione di Camino e come dico siamo tutti molto 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 entusiasti e felici di attendere. Sicuramente ho dimenticato di ringraziare qualcuno, ma prima di tutti vorrei ringraziare la Regione che ci ha dato questa opportunità, RCS che è un'organizzazione fantastica, e poi una persona in particolare che ci ha insegnato il lavoro che abbiamo fatto per questi mesi è Angelo Striuli, che ho sentito prima in collegamento da Caorle. Lui segue un po' tutte le tappe, in particolar modo quelle venete, ma lui proprio ci ha insegnato e ci ha seguito passo passo per tutto quello che dovevamo costruire in questi giorni. Infatti l'emozione è stata tanta, l'abbiamo percepito, no? Cioè emozione molto molto forte. Grazie. Ieri ho fatto un post, se mi lasci un'altra cosa che volevo ringraziare, ho fatto un post ieri per i commercianti mettendo le fotografie di tutte queste vetrine bellissime e ho detto ai commercianti avete fatto tantissimo, ma adesso dovete fare di più, dovete accogliere la gente che arriverà domani con tanto calore e con professionalità in modo che poi appunto questo indotto si protragga nel tempo e questa splendida occasione si trasformi in un'occasione duratura di accoglienza per turismo e per movimento locale. Grazie Sindaco, noi ovviamente saremo lì con le nostre telecamere a riprendere le immagini della festa. Maria Scardellato, arrivederci, grazie, allora a domani. Grazie a voi, a domani, grazie. E a proposito di Giro d'Italia, da parte dell'assessore alle attività produttive della Regione Veneto, Roberto Marcato, e del consigliere regionale Luciano Sandonà, arriva una proposta: esporre la bandiera con il leone di San Marco lungo il tragitto. Il 24, 25 e 26 il Giro d'Italia passa per il Veneto. Non sarebbe bello vedere le nostre bandiere con il leone che sventola, forti, ecco. Andiamo in tanti a vedere il Giro d'Italia e portiamo salire la bella bandiera del leone e stiamo a sventolare orgogliosi. È il leone San Marco. Politica, Partito Democratico, 2 lettere aggiunte con vernice rossa su diversi manifesti elettorali di Giacomo Possamai, candidato contro Francesco Rucco al ballottaggio, atti vandalici denunciati in questura dallo stesso candidato. Vediamo. Nuovo capitolo della campagna per le amministrative di Vicenza, arrivata al rush finale del ballottaggio. Il candidato del Partito Democratico, Giacomo Possamai, annuncia che andrà in questura a fare denuncia per i vandalismi contro alcuni suoi manifesti elettorali. Il suo comitato ha mostrato un'ampia documentazione fotografica. Sui manifesti, come si vede, qualcuno, accanto alla foto di Giacomo Possamai e al suo slogan "E ora?", ha aggiunto con vernice rossa 2 lettere PD, con evidente riferimento al partito di appartenenza del candidato per il ballottaggio di Vicenza, che è anche capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico. Sui manifesti deturpati, il comitato Possamai Sindaco fa sapere che sono una mancanza di rispetto per la democrazia e i cittadini. Noi però, conclude il comitato, non ci facciamo intimidire e proseguiamo la nostra campagna come l'abbiamo fatta sin dall'inizio, con il sorriso e la forza delle idee. Audizione in Senato per il presidente del Veneto Luca Zaia ieri a Roma. È l'inizio del percorso del disegno di legge dell'autonomia differenziata, le motivazioni del presidente, 13 minuti di arringa e poi le domande. Ascoltiamo alcuni brevi stralci delle sue parole. Noi andremo a portare la nostra posizione, che è quella di un'autonomia assolutamente solidale, di un'autonomia che
che non vuole spaccare l'Italia in due come qualcuno vuol dire, di un'autonomia che non è contro l'unità nazionale, ma un'autonomia che è una vera assunzione di responsabilità. La parola responsabilità torna anche in aula, accanto a modernità e battaglia contro lo spreco. Non abbiamo la fissa dell'autonomia, ripete ormai come un mantra il presidente del Veneto Luca Zaia, ascoltato oggi in Senato. Portiamo avanti un progetto in cui abbiamo creduto avendo come unico faro la Costituzione. È Zaia ad aprire i lavori di quello che a tutti gli effetti è l'inizio del percorso del disegno di legge sull'autonomia differenziata di Calderoli. Il costituzionalista Mario Bertolissi, l'ultimo ad essere ascoltato. In mezzo altre 48 persone tra sindaci, presidenti di regione ed esperti. Non abbiamo mai avuto disegni secessionisti. Beh sì, abbiamo sempre inteso che i padri costituenti siano stati chiari fin dall'origine. Se andiamo a leggere la Costituzione repubblicana del 1° gennaio del 48 è una Costituzione assolutamente federalista. La storia a partire dal dopoguerra fino al referendum del 2017. 2.328.000 veneti sono andati a votare, il 57% del corpo elettorale. Il percorso ad ostacoli per la sottoscrizione della preintesa e poi la ringa finale. Chiamiamolo federalismo da oggi in poi, forse qualcuno si adegua di più al processo, perché stiamo parlando di federalismo, forse la parola autonomia qualcuno fa venire l'orticaria. Se è un processo federalista, ecco, la Germania ha un grande modello federalista. Noi, guardate, se volessimo dire anche da un punto di vista proprio utilitaristico, diciamo così, non abbiamo nessun interesse che ci sia qualcuno in Italia che vada in malore, perché alla fine si rischia che il conto lo paghiamo sempre noi. Autonomia come sfida comune, opportunità per avere un vero controllo di gestione. Poi si chiama autonomia differenziata, più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato, ma non è una frase sovversiva. 13 minuti Fiume, poi le domande. Giovedì pomeriggio altra tornata di audizioni con ANCI, ANCE, CGIL, CISL e UIL, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Legambiente. Oltre ai lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato ci sono anche quelli delle commissioni tecniche, quella sui LEP e quella sui fabbisogni standard. E a proposito di Luca Zaia, nuovo sondaggio SVC, Zaia è il governatore del Veneto, appunto con il 69% dei consensi e presidente di regione più gradito, secondo il sondaggio effettuato su un campione di 10.899 persone nel periodo tra marzo e maggio. Mantiene dunque il primato nel ranking dell'operato dei presidenti di regione, seguono a pari merito con il 64% Stefano Bonaccini, Partito Democratico, e governatore dell'Emilia Romagna, e Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 49% dei consensi. Vincenzo De Luca ottiene il quarto posto. Il presidente Luca Zaia mantiene dunque il primato e tra pochissimo dovremo collegarci con lui, arrivato a Vicenza in sostegno della corsa alla riconquista del municipio di Vicenza di Francesco Rucco. Ma nel frattempo, finché il nostro Carlo Inghilleri non ci chiede la linea, torniamo al crollo del ponte Morandi con le parole dell'ex AD di edizione Gianni Mion, che però dai difensori dei legali imputati sono state considerate inattendibili. Del tutto prive di riferimenti oggettivi e riscontrabili e rese da un soggetto che all'esito dell'esame si è dimostrato inattendibile, mentre i difensori degli imputati al processo per il crollo del ponte Morandi di Genova bollano così le dichiarazioni dell'ex AD di edizione holding Gianni Mion, la missione del manager secondo cui già dal 2010 si sapeva che il manufatto era a rischio crollo ha prodotto l'ennesimo duro contraccolpo per la famiglia Benetton. Nessuna dichiarazione da Alessandro Benetton, tornato al timone di edizione nel gennaio 2022. In quell'occasione, così come nei successivi eventi pubblici, più volte aveva ribadito che quel dramma peserà per sempre sulla famiglia di Ponzano, aggiungendo: avremmo dovuto chiedere subito scusa. Sono stati fatti degli errori e alcuni molto gravi, e non sto parlando solo del ponte Morandi. Quella è una tragica conseguenza che peserà per sempre. Gli errori sono stati fatti prima, quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Le parole di Mion, ripetute fuori dall'aula di fronte ai cronisti, hanno scosso non solo l'opinione pubblica ma anche il mondo politico. I contenuti di quelle poche righe sono inquietanti, però io credo che bisogna stare anche in questo caso attenti ad avere reazioni scomposte. Io non giudico, certo sono frasi che aprono a una serie di riflessioni e ritorna sempre
mi ritorna sempre in mente una parola che però è la caratteristica principale dei sindaci veneti, che è responsabilità. Ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, a Focus l'ingegnere, architetto e docente padovano Enzo Siviero si è detto dubbioso che ci fosse una reale consapevolezza della possibilità di crollo di un ponte ben progettato, dice, ma in realtà, come si è visto poi, mal eseguito. Che oggi il Mion se ne esca con questa cosa mi sembra più quasi una specie di processo catartico. Lui evidentemente si è reso conto che allora c'era questo problema. Non credo francamente che se si potesse immaginare che il rischio crollo fosse effettivo e imminente non avrebbero preso decisioni. Bisogna essere folli per pensare a una cosa del genere. Io credo che sia stato un po' sottovalutato. Del resto avevano già predisposto un progetto di sistemazione complessiva, solo che ci ha messo un qualche anno per essere approvato. Si tratta di un groviglio complessivo di responsabilità nella quale tutti sono colpevoli quantomeno di negligenza. I tentacoli della criminalità organizzata sull'economia della Marca. Arriva nella giornata della legalità di ieri la notizia di un'interdittiva antimafia adottata dal prefetto di Treviso nei confronti di un'azienda trevigiana. Vediamo. Infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. Il prefetto di Treviso ha adottato un'interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa trevigiana che opera nel settore dell'armamento ferroviario. La proposta della misura è arrivata sul tavolo di Angelo Sidoti dal gruppo Interforze istituito in prefettura, del quale fanno parte la direzione investigativa antimafia e le forze di polizia. Numerosi gli elementi raccolti dagli investigatori, sintomatici di un tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale. In particolare consolidati rapporti economici tra l'impresa ed altre compagini aziendali riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata, oltre alla presenza tra i dipendenti di numerose persone gravate da precedenti specifici in materia antimafia. Tutti elementi che hanno portato ad adottare l'interdittiva, una misura che, semplificando, impedisce di fatto al destinatario di instaurare rapporti con la pubblica amministrazione. Lo scorso anno nella Marca, come emerso alla firma del protocollo sulla legalità lo scorso marzo in prefettura, sono state una decina le segnalazioni di aziende sospette, a testimonianza, come sottolineato allora dal prefetto, di quanto il tessuto economico trevigiano attiri gli appetiti delle mafie. Questo territorio è già appetibile perché è un territorio prospero, di diffuso benessere, con tante imprese grandi, medie e piccole, e quindi un territorio che è da sempre stato appetibile per la criminalità organizzata. Allora abbiamo in collegamento il nostro Carlo Inghilleri che è in compagnia del presidente Luca Zaia a sostegno di Rucco. Allora andiamo subito a Vicenza per ascoltarlo. Non solo Viale Diaz, che è conclusa come partita, il rinforzamento degli arsini dei fiumi, le molte attività, le attività culturali, insomma direi che la collaborazione è stata estrema, come ho detto io, sempre con uno stile di piena collaborazione. E poi c'è questa filiera proprio tra il comune, la regione e il governo, che in questo momento è di centrodestra. Lei ha sottolineato l'importanza di mantenere intatta questa filiera. Sì, sai, i cittadini sono tutti uguali. Il sindaco Rucco dà una garanzia, perché lo conosco, Francesco, che il giorno dell'apertura delle urne sarà il sindaco di tutti, non di quelli che l'hanno votato e quelli che non hanno votato si appendono al tram. Ma dall'altro voglio anche dire che tutto questo è una garanzia per dire cosa? Quando lo dicevano gli altri che avevano il governo, la regione, la provincia, andava bene dirlo. Quando lo diciamo noi stiamo ghettizzando. No, noi stiamo dicendo che ci parliamo, è normale che il sindaco di Vicenza parli col presidente della regione e il presidente della regione parli col governo e il governo parli con il sindaco. Il che non vuol dire che gli altri non lo possono fare, ma è pur vero che c'è un'affinità elettiva che noi abbiamo tra di noi. Sensazioni al rush finale del ballottaggio? Guardi, rispetto alle sensazioni ho il massimo rispetto per i cittadini. I cittadini vadano a votare. Se io fossi a Vicenza sosterrei Francesco Rucco, sono qui. Ho giornate impegnatissime e ho voluto essere qui. E io l'ho conosciuto, l'ho apprezzato, lo stile amministrativo è lo stile di uno che non vuole utilizzare la faccia per andare a fare politica, ma ha dimostrato di fare il sindaco a tempo pieno, senza andare a fare polemiche. Guardi, ci sono sindaci di città come Vicenza in giro per l'Italia che hanno utilizzato i loro 5 anni solo per dimostrare al loro partito che sanno fare
far casino e questo non va bene. Parole del presidente della Regione Veneto, il presidente di regione più amato in Italia, lo dice il sondaggio SVG, al primo posto Luca Zaia, poi c'è Bonaccini con Fedriga e al terzo posto De Luca. Ma mi ricorda la lezione di statistica all'università e il professore a un certo punto ci ha detto: guardate, la statistica è una roba strana, si dice che gli italiani mangiano mezzo pollo a testa all'anno, poi c'è chi se ne pappa 10, chi non lo vede mai il pollo. Le statistiche, i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Ringrazio SVG, ringrazio chi ha risposto bene, però insomma il mio sondaggio è essere in mezzo alla gente e vedere che la gente mi vuol bene, quindi grazie. Ovvio non dipende solo da me ma da tutta la mia squadra e dal lavoro che stiamo facendo. Luca Zaia sostiene Francesco Rucco ma sostiene anche l'autonomia. Ieri l'audizione in Senato, è stato il primo a parlare, 48 i presidenti di regioni, i sindaci, gli esperti che sono stati chiamati a dire la loro. Lei ha parlato per primo, sensazioni? Buone, perché ancora una volta quelli che poi fanno la lezione a noi, che magari poi attaccano Francesco Rucco, sono gli stessi che hanno impugnato la legge referendaria del Veneto per non far andare i veneti a votare al referendum. Cioè è l'espressione massima della democrazia un referendum, e tu impugni la legge, mi costringi ad andare in Corte Costituzionale, fare una battaglia di un anno e poi guarda caso quella Corte Costituzionale dà ragione a noi, per cui noi siamo qui. Questo governo peraltro ha accelerato, direi che ci sono tutti i presupposti e lo dico volentieri qui da voi, cioè a Rete Veneta e Antena 3, perché voi ne avete fatto una campagna di civiltà sull'autonomia. Questo è innegabile e quindi ho un ringraziamento che faccio, anche perché se non ci fosse stato un lavoro di squadra come quello che abbiamo fatto con il mondo dei media, con i cittadini, con la comunicazione, probabilmente sarebbero ancora una volta riusciti ad ammazzarci, fra virgolette ammazzarci, cioè vietarci di fare referendum. Noi di Media Nord-Est abbiamo ottenuto addirittura il conteggio dei giorni in attesa del governo, siamo al countdown? Beh, insomma, io ieri sono stato a un'audizione ufficiale in Senato per discutere una legge che è in discussione e dovrà comunque essere votata dal Senato e dalla Camera, il che vuol dire che di strada ne abbiamo fatta da quel giorno in cui abbiamo iniziato col contatore, no? Sì, certo, è stata fatta molta strada. Il primo round in l'audizione in Senato di ieri, c'è un altro round in settimana. Ma sì, ma ne avremmo tanti di round. L'importante è dire ai cittadini che noi non siamo qui per proporre un progetto secessionista, non siamo qui per proporre un progetto che intacca l'unità nazionale, siamo qui per proporre un modello di modernità, che è quello della responsabilità, che è quello dell'autonomia. Farei una proposta, non chiamiamola più autonomia, chiamiamola federalismo, che è la stessa roba, forse qualcuno si adegua un po' di più. Siccome in Italia sono tutti federalisti e qualcuno parla male dell'autonomia, noi siamo federalisti. Ringrazio il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Francesco Rucco, è un sostegno importante quello di Luca Zaia? Beh, Luca Zaia è stato un punto di riferimento per la nostra amministrazione in questi 5 anni, lo abbiamo già detto nel 2018 in campagna elettorale, sarebbe stato un modello di buon governo che abbiamo cercato di replicare a Vicenza e intendiamo andare avanti in quella direzione. Ha detto bene, io non ho voluto far politica, ho fatto il civico a tutti gli effetti, ho fatto l'amministratore. Poi chiaramente alcune cose siamo riusciti a realizzarle, altre no, abbiamo avuto anche 2 anni e mezzo di pandemia e Luca è buon testimone del grande lavoro che ci ha assorbito in quegli anni e come ha potuto anche rallentare le attività amministrative di tutti, perché eravamo concentrati sulla gestione del lockdown, sulla ripartenza, sui provvedimenti per aiutare famiglie e imprese, quindi è stato fatto un grande lavoro. Spero che i vicentini si possano ricordare anche di questo sacrificio di questi anni e confermino la fiducia domenica e lunedì prossima andando a votare. Questo è fondamentale. Bene, io intanto ringrazio il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e con Francesco Rucco un arrivederci, perché magari tra poco ci ricolleghiamo. Quindi a tra poco, intanto restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri e ai suoi ospiti. Noi ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi a Padova con Chiara Gaiani, Federico Fusetti e a Venezia con Filippo Foissa. Tra poco. Buongiorno, ben ritrovati ancora in diretta, rigorosamente con tutte le notizie di prima edizione. Come promesso ci spostiamo ora a Padova, vedo collegata la nostra Monica Smiderle. Fatemi capire un attimo da chi possiamo andare. No, andiamo dalla nostra Chiara Gaiani a Padova e Bufera in città.
perché il Comune ha deciso lo stop delle centraline fonometriche al Portello. Siamo con Chiara Gaiani e Christian Roch Allende. Sapete che il Portello è diciamo la zona universitaria, la classica zona della movida della città del Santo, e c'è una nuova polemica. A te, Chiara. Buongiorno da Padova, ringraziamo Paolo Rossolato dell'associazione Stop Degrado Padova che ci ha raccontato che cosa è accaduto, adesso lo racconterà anche a voi, ieri sera nel corso dell'assemblea della consulta di Quartiere Centro. Stiamo parlando ovviamente della Movida, due le zone principali della città interessate dai problemi legati dal chiasso, dai rumori, anche dal degrado, insomma, che spesso si accompagna all'afflusso, al grande afflusso soprattutto di giovani nelle piazze, quindi nel centro storico e al Portello. I residenti avevano fatto pressione perché il comune installasse delle centraline fonometriche per la misurazione del rumore durante queste serate. La doccia fredda che è arrivata durante proprio l'assemblea di ieri da parte dell'amministrazione comunale e dell'assessore Andrea Ragona è stata che queste centraline non saranno installate. Una doccia fredda vi ha lasciato gelati, questo, Paolo Rossolato? Sì, una doccia fredda, una delusione e uno smacco non indifferenti, perché più che pressione era stata fatta nelle sedi opportune, cioè in consulta, in sede di consulta, una richiesta partecipata con appunto un sondaggio voluto dall'amministrazione in sede di bilancio partecipato, dove le scelte dei cittadini sono ricadute nel anche e non solo, anche nell'acquisto di centraline fonometriche atte a registrare dove ci sono queste situazioni, rumori molesti e quant'altro. L'amministrazione, per volontà che io definisco politica, ha negato tout court questa scelta, ed è stata secondo me una scelta autoritaria, senza neanche tanto essere velata, adducendo motivi tecnici che noi abbiamo visto solo essere di rimpallo tra le varie autorità e calpestando completamente quelle che sono le istituzioni democratiche di cui tanto si fa vanto il Comune di Padova. Ricordiamo che questa, il mercoledì sera, quindi questa che sta per venire, è una delle sedi incriminate. Paolo Rossolato l'avevamo già sentito qualche tempo fa e ci raccontava come lei di solito il mercoledì sera scegliesse di allontanarsi da casa sua, e lei si allontanerà oggi? Io questa sera preferirei dormire tranquillo, però a me dispiace che questa situazione complessivamente ci venga descritta come un muro contro muro. Noi non vogliamo una situazione di questo tipo qui. Abbiamo voluto fortemente il dialogo, ma il dialogo ci è stato negato per imposizioni. Le scelte della consulta, le scelte dei cittadini sono state molto chiare. L'amministrazione non ha voluto ascoltare queste esigenze, si rifiuta di riconoscere un problema. E adesso come andrete avanti? Ovviamente immagino che non finisca qua. Siamo un po' in attesa degli eventi. Comunque la cosa principale è che la seduta di ieri, che è stata molto partecipata, abbia fatto capire, speriamo, insomma, sia all'assessore che a tutta l'amministrazione, che oltre ad esserci un problema c'è una sorta di grossa delusione da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico. Principalmente però mi consente anche di dire che tanti delusi da questa amministrazione, che pure hanno votato, si sono sentiti abbandonati su questo tema. Ecco, questo è davvero un tema molto problematico per Padova, con la bella stagione, una città che tra l'altro si popola, le piazze sono anche belle da vivere però cum grano salis, rispettando i diritti dell'altro. Sì, è una questione fondamentalmente di rispetto. Non capiamo perché in tutte le altre città d'Italia c'è stata la possibilità di installare centraline di questo tipo. Padova no, nella città di Padova non è possibile, e questa cosa qui è, secondo noi, una chiara volontà politica di metterci l'uno contro l'altro, e noi questo non lo vogliamo.
Ecco, allora ovviamente noi questo argomento continueremo a seguirlo. Ringraziamo Paolo Rossolato, ringrazio anche Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e da Padova restituisco la linea. Cristian Roque Allende dal Portello, e ora da una città ad un'altra parliamo di commercio. Un anno dall'ordinanza antipacottiglia a Venezia. Per noi c'è Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Anna, scusami perché siamo qua in mezzo, sono con l'assessore Sebastiano Costalonga, l'assessore al commercio del Comune di Venezia. Ci stavano chiedendo informazioni per arrivare al quartiere ebraico, che in effetti è qua vicino. Noi siamo in Lista di Spagna, nel sestiere di Cannareggio. Come vedete c'è tantissimo movimento, noi iniziamo anche a muoverci un pochino pure noi. L'appuntamento oggi è importante perché si parla spesso di Venezia male, dicendo oramai è diventata una casba e zeppa di turisti. In effetti è vero, ma se noi solleviamo per un attimo il velo che vedete qui, questa è una delibera che è stata approvata dal Comune di Venezia 1 anno e 1 mese fa. È la famosa delibera antipacottiglia che non ha uguali nel panorama italiano, che prevede proprio il fatto che tutti i negozi che vendono souvenir o comunque chincaglierie varie non possono più aprire a Venezia. Oggi abbiamo fatto il bilancio, il resoconto di 1 anno. Che cosa è successo durante questo anno? Beh, intanto non possiamo intervenire sul passato, quindi tutte le attività che vengono aperte da oggi in poi, cioè dall'entrata in vigore, a Venezia hanno aperto circa 130 attività nuove. Delle 130 attività nuove devono stare nella nuova delibera, e quindi significa che devono rispettare codici Ateco ben precisi, con norme di qualità, di decoro per Venezia. L'artigianato è entrato con forza di nuovo nelle zone principali di Venezia, dove abbiamo avuto tantissime nuove aperture. C'è anche una cosa un po' particolare, i negozi cosiddetti di pacottiglia, stiamo parlando di souvenir o comunque di mascherine, finto vetro di Murano, aprivano e chiudevano in continuazione. Questo era il punto, non si riuscivano neanche a intercettare fiscalmente. No, infatti l'evasione era altissima e nella delibera si vede benissimo come interviene in maniera proprio forte. Passiamo con una riduzione del 90% in meno di attività apri e chiudi. Non possono più fare apri e chiudi perché una volta che chiudono non possono più riaprire perché devono sottostare al regolamento, quindi sono stati fregati. Su questo regolamento, come quello per le affittanze turistiche, Venezia è un po' un'apripista per quello che riguarda l'Italia, perché voi avete ricevuto, per esempio per la normativa antipacottiglia, anche delle richieste da parte persino di Amsterdam. Amsterdam ci ha chiesto, abbiamo avuto un'intervista alla BBC, è un interesse internazionale. Firenze è stata la prima per dire a chiederci la delibera, perché sicuramente l'aspetto è uguale di tutti dei centri storici importanti, quindi una delibera così attenta, così particolare non era mai stata fatta, e quindi è di interesse di tutti. E già in 1 anno dare tutte queste belle notizie, insomma, è cosa positiva. Allora, lo ricordiamo per chi non fosse di Venezia, la delibera antipacottiglia prevede che in alcune zone di Venezia città non possano più essere aperti negozi di merce di scarso valore. Non ha avuto contraccolpi sul tessuto economico della città, perché ci sono state altrettante richieste di apertura, però a questo punto di livello elevato. Certo, assolutamente. Abbiamo visto che nel 2018 sono state aperte le stessi numeri di attività nell'anno 2022-2023, e quindi la delibera non ha bloccato nulla, ha portato qualità, ha portato attività produttive in linea con il bello di Venezia, perché Venezia deve essere è delicata, deve essere adoperata in maniera corretta. Negli anni passati era stata usata proprio a livello economico in maniera sbagliata, e tutti aprivano e chiudevano e continuavano ad aumentare gli affitti, perché erano gli unici che evadevano quelli che potevano pagare affitti alti. Adesso si torna alla normalità, si torna a una Venezia legata soprattutto all'artigianato. Perfetto, Anna, io con questo direi che è tutto. Se non hai domande ti restituirei la linea. Grazie Filippo, un saluto ovviamente al tuo ospite, buona passeggiata tra le calli veneziane. Noi salutiamo e ringraziamo intanto Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, lo ringraziamo per la gentile attesa, so che è collegato da qualche minuto. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, senta, noi l'abbiamo invitata perché lei da sindaco, da primo cittadino, ha aderito all'osservatorio delle piene. Innanzitutto, ovviamente un tema importante in questo momento, poi ci collegheremo anche con diversi infermieri della Croce Rossa che sono stati in Emilia per l'alluvione. Di alluvione ne abbiamo parlato spesso in Veneto, soprattutto nel 2010, poi saremo anche in collegamento con l'ex sindaco di Casalserugo, Elisa Venturini. Con lei vogliamo parlare di questo osservatorio. Intanto, che cosa significa aderire in concreto a questo osservatorio e perché ha scelto di farlo? Allora, innanzitutto significa aderire a una community come se fosse una specie di controllo di vicinato. È abbastanza semplice farlo, basta scaricare un'applicazione che si chiama Coop, che è stata fatta su richiesta della Regione Veneto, e questo ci consente di monitorare gli argini, i sottopassi, diciamo, le zone del nostro territorio che possono essere oggetto di un'alluvione o di eventi alluvionali. È molto importante perché nel 2006 col decreto legislativo 152 sono stati istituiti 8 distretti idrografici. Noi facciamo parte del bacino distrettuale delle Alpi Orientali, che comprende il Veneto, il Friuli, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano. Quindi è molto importante perché il cittadino ha un ruolo attivo nell'osservazione, nell'informazione dei fenomeni alluvionali. Questo ci consente 2 vantaggi. Il primo, di elaborare il PEC, che è il piano di emergenza comunale, e il secondo, di abbassare il grado di pericolosità o di rischio del territorio comunale. Quindi è importante dare comunicazione a tutti, insegnare come si usa questa applicazione, come funziona, e cercare il più possibile che i cittadini diventino parte attiva di questo osservatorio. Come farà a convincerli, sindaco, a scaricare l'app? Intanto siamo partiti dalle associazioni, quindi siamo partiti dai volontari della Protezione Civile a fargliela scaricare, adesso alla Croce Rossa, e stiamo andando mano a mano in tutte le associazioni chiedendo un'adesione volontaria, perché l'applicazione è assolutamente gratuita e non appesantisce la memoria del telefono. Dopodiché andremo nelle scuole, perché le scuole, diciamo, sono il primo presidio dei ragazzi, perché dopo queste informazioni vengono trasmesse anche agli adulti e ai genitori, e quindi per il momento noi stiamo lavorando sulle associazioni e dopo andremo direttamente con degli incontri pubblici con i cittadini. Quindi io leggo proprio sulla sua pagina Facebook che per lei è molto attivo sui social e ha deciso ovviamente di coinvolgere i suoi cittadini anche così. Osservatorio dei cittadini sulle piene istituito dall'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Nel Padovano è l'unico comune che vi ha aderito? No, allora il primo alla quale ho partecipato è stata Bovolenta, perché è stato uno dei territori insieme a Casalserugo e a Ponte San Nicolò che anni fa è stato oggetto di una fortissima alluvione. Quindi il primo comune che ha aderito è stato Bovolenta. Noi abbiamo 16 punti di un portale che dobbiamo ottemperare. Il primo l'abbiamo superato, adesso ne mancano altri 15. Ho visto appunto il comune di Bovolenta con l'Anna Pitarello, che è stata una macchina da guerra insieme all'assessore Bottaccin, portare a termine tutte le spunte di questi punti. Io ritengo che nel giro di circa un paio di mesi noi riusciamo a evadere le richieste che ci fa il portale e quindi abbattere la soglia di rischio di pericolosità del comune di Noventa Padovano. Senta, in quell'occasione lei ha citato l'alluvione del 2010, tanto si discusse del famoso piano di protezione civile di ogni comune che in qualche modo doveva essere aggiornato. Come siete messi come comune da quel punto di vista?
Ma noi siamo messi abbastanza bene, anche perché abbiamo una responsabilità come amministratori, perché come dice sempre l'assessore Bottacci, noi siamo tra l'incudine e il martello da un punto di vista amministrativo, o meglio, siamo tra l'omissione dei dati d'ufficio o il procurato allarme, quindi diventa assolutamente fondamentale l'adesione volontaria a questa community, perché ci consente di fare un piano di emergenza comunale assolutamente aggiornato. Quindi io vedo che da parte della Protezione Civile c'è una disponibilità incredibile. Da parte della Croce Rossa anche, le associazioni sono molto cariche e quindi noi stiamo andando avanti per predisporre questo piano. Grazie Sindaco per essere stato con noi, continueremo e porteremo le sue parole anche ai prossimi ospiti con cui parleremo di rischio idrogeologico. Buon lavoro a Marcello Banno, arrivederci. Grazie. Grazie mille. Arrivederci, arrivederci. Allora, ci chiede la linea la nostra Monica Smiderle, dovrebbe collegarsi tra pochissimo perché ovviamente oggi, 17ª tappa del Giro d'Italia, continuiamo a parlarvi della carovana rosa che sta attraversando anche la nostra regione e i ciclisti stanno passando proprio in questo momento a Bassano del Grappa. Dovrebbe esserci per noi la nostra Monica oppure in collegamento potremmo anche andare dal nostro Federico Fusetti. Ovviamente siamo in diretta, quindi abbiamo i colleghi sul territorio che ci chiedono la linea. Chiedo alla regia di farmi capire dove riusciamo a virare, perché a Padova c'è un'altra notizia. Francesco Peghin è nuovo presidente del Calcio Padova. Federico Fusetti, lo vedo collegato con noi. Eccoci, buongiorno. Una notizia, insomma, Peghin l'abbiamo conosciuto in altre vesti. Buongiorno ai telespettatori, è proprio così. Insomma, la notizia è di fianco a me. Allora, per dovere di cavalleria dovrei prima parlare con l'amministratore delegato Alessandra Bianchi, però insomma facciamo fare una battuta al presidente Francesco Peghin. Insomma, la notizia di oggi è il nuovo presidente del Calcio Padova, l'ha detto questa mattina, il suo ingresso 25% di quote di proprietà con un impegno economico di circa €1 milione e con quale obiettivo e soprattutto insomma un'avventura che ha iniziato con quali motivazioni. Ma la mia è una scelta che deriva dalla passione per lo sport e per cercare di dare una mano alla società gloriosa della nostra città, quindi di essere un ruolo di servizio, di essere al fianco di un imprenditore importante che sta facendo tanto per la città come Joseph Oghurlian, che mantiene il controllo della società e di cercare, per quello che mi sarà possibile, di fare il meglio per perseguire obiettivi ambiziosi, perché da sportivi e da imprenditori non possiamo che avere obiettivi ambiziosi. Alessandra Bianchi, un doppio penso risultato, cioè avere un presidente padovano, un imprenditore padovano che è entrato diciamo nella società e quindi insomma cercare di legarsi ancora di più con il territorio. Certo, è stato un ingresso molto importante, siamo molto orgogliosi e quindi Francesco, io sono personalmente decisamente soddisfatta e contenta di passare il testimone a una persona di questo livello e che lui faccia parte del nostro gruppo di lavoro e continuiamo a lavorare per i nostri colori e per il bene del club. Che cosa può portare un imprenditore come lui? Beh, certamente qualità, capacità, lui è un manager sia dal punto di vista sia nell'azienda che nello sport e sicuramente può portare una persona di spicco e può portare quel dialogo, quel rapporto con la città che tante volte abbiamo chiesto e su cui oggi abbiamo avuto un segnale tangibile e speriamo di lavorare sempre più in questa direzione. Un conto è essere tifosi, un conto è essere presidente, quindi sarà un impegno, ma lei lo sa ovviamente, importante, anche magari i padovani si aspettano da lei qualcosa. Con umiltà bisogna prima apprendere, entrare nelle dinamiche della società, però il mio vuole, come dicevo, essere prima un ruolo di servizio, di cercare di avvicinare il più possibile la padovanità a una proprietà importante e speriamo di riuscirci bene per poter creare un gruppo coeso che possa fare il meglio possibile. Ultima battuta, avete detto questa mattina la conferma del direttore sportivo, la conferma, sperate, comunque vi troverete con l'allenatore Torrente per confermare anche lui, si sta un po' delineando, quindi la squadra avete anche fissato il budget attorno ai 4 milioni.
Vogliamo continuare su quanto fatto già quest'anno, quindi sostenibilità, equilibrio e anche continuità, perché anche avere continuità è ad avere un'identità importante. Vediamo se il direttore non era in discussione, non per il contratto ma perché riteniamo abbia ben agito, l'allenatore a scadenza, quindi occorrerà sedersi al di là delle intenzioni delle parti che penso ci sia, poi chiaramente poi dobbiamo entrare nei banali dettagli e vedere se c'è una quadra anche dal punto di vista delle condizioni. Grazie all'amministratore delegato, ex presidente a questo punto Alessandra Bianchi, in bocca al lupo a Francesco Peghin. Anna, a te la linea. Grazie Federico Fusetti, avete visto sono davvero tante le notizie che vi dobbiamo dare in questa nostra prima edizione, subito ora dalla nostra Monica Smiderle per il Giro d'Italia, 17ª tappa. Monica, buongiorno. Buongiorno a te Anna e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, 17ª tappa del Giro d'Italia con passaggio a Bassano del Grappa. I ciclisti sono appena partiti da Pergine Valsugana, stanno scendendo dal Trentino verso Valbrenta, quindi la Valsugana, e poi insomma c'è questo passaggio previsto intorno alle 14:15, 14:30 a Bassano. C'è grande festa, appena passata la Carovana Rosa che, come ben sapete, insomma anima l'attesa dell'arrivo del gruppo dei ciclisti. Con me c'è l'assessore allo sport di Bassano del Grappa Mariano Scotton. E allora Scotton, davvero grandissima festa a Bassano. Sì, Bassano è da sempre città del ciclismo, soprattutto nell'ultimo periodo, e quindi ancora una volta è arrivato il Giro d'Italia, quindi con un momento di grandissima festa, tanti cittadini, tante danze, tanti applausi, quindi un momento di festa che il ciclismo sa portare nelle varie città e in particolar modo a Bassano. Ricordo che in 11 mesi, appena dopo il Covid, abbiamo organizzato 3 grandi competizioni, la partenza del Giro d'Italia, i campionati italiani di ciclismo e poi quella grande manifestazione da Venezia a Bassano che ha presentato alla nostra città anche a livello televisivo. E conferma ancora una volta Bassano del Grappa il suo legame fortissimo con il ciclismo, anche oggi, perché sono tantissimi, assessore, gli appassionati che hanno invaso le strade di Bassano per vedere il passaggio dei ciclisti del Giro in rosa. Maglia rosa è in questo momento Thomas, ma secondo lei il Giro, assessore, chi lo vince? Ma io non voglio fare previsioni, certo è che ci aspettano 2 tappe straordinariamente difficili di montagna, una con l'arrivo sulle 3 cime di Lavaredo, storicamente una gara estremamente difficile, quindi credo che adesso usciranno i grandi campioni, i grandi scalatori, quindi se la giocheranno alla grande. Posso dire anche che Bassano è una grande festa e Campesi in modo particolare hanno creato degli eventi eccezionali coinvolgendo anche i bambini delle scuole primarie, quindi anche un momento di gran festa per i nostri bambini che quindi hanno conosciuto il ciclismo a Bassano. Perché Anna c'è grande attesa naturalmente per il tappone dolomitico. Chiedo ad Andrea Benetti, mio operatore, ringrazio l'assessore Mariano Scottone, buona giornata e buona festa. C'è grande attesa per il tappone dolomitico di venerdì che insomma segnerà il passo di questo 106esimo Giro d'Italia. Nel frattempo raggiungiamo un signore che si è avvicinato a Bassano del Grappa al Giro d'Italia in bicicletta, perché lo vedo dall'abbigliamento. Lei è un appassionato? Sì, sono qua da vicino, abito vicino a Marostica, quindi... E non si può mancare insomma il passaggio del Giro? Passare, perché sulle grandi tappe non riesco ad andarci, quindi preferisco vederlo qua, insomma. Che Giro è quello di quest'anno? È un po' sottotono, ma aspettiamo adesso qua le ultime 3 tappe importanti, quindi ci sarà differenza per i leader, diciamo. Grazie, buon giro. Ci avviciniamo anche ad altri tifosi che sono qui in attesa di vedere il passaggio del gruppo dei ciclisti, no? Sì, siamo qua e oggi io sono interista ma tifo Milan. Oggi deve vincere Milan perché il nostro velocista insomma è un giovane che veramente promette bene. Una tappa da velocisti, Anna, quella di oggi, con partenza da Pergine Valsugana e arrivo a Caorle, 197 km praticamente pianeggianti, quindi una tappa proprio per i velocisti. Per velocisti, giusto? La mia voce non è tanto forte. Ma si sente comunque, non si preoccupi, anche lei è grande tifoso del Giro. Tifoso, sì, di Pasqualon e di Milan. E poi lo ricordiamo, c'è anche un giovane bassanese insomma che si sta mettendo in evidenza. Bellissimo un altro giorno. Domenica che è arrivato terzo. Sì, è molto giovane. Lei chi tifa oggi? Come corridori.
È Frigo, è un bassanese. E allora Forza Frigo, cosa dice? Buongiorno, sì, bassanese, viva Bassano, viva il Giro d'Italia. Con queste parole, Anna, io chiudo il collegamento, vi restituisco la linea, se non avete altre domande da Bassano è tutto. Grazie alla nostra Monica Smiderle per l'occasione, vestita in rosa anche lei, grande festa davvero oggi in Veneto, avete visto, no? 17ª tappa con questo passaggio attraverso la nostra regione, il Bassanese e poi nella Marca Trevigiana con i comuni di Vedelago, Castelfranco, Castello di Gode, Guistrana, Quinto, Silea e domani invece la tappa con il passaggio proprio ad Oderzo. Voltiamo pagina ora, cambiamo argomento. Sapete che nella seconda parte della nostra prima edizione ci occuperemo di due temi, sostanzialmente temi ambientali, e partiamo proprio dalla direttiva UE che potrebbe spegnere sostanzialmente le caldaie a gas entro il 2029. Vi presento gli ospiti con cui parleremo di questo argomento importante. Ne parleremo da due punti di vista, dal punto di vista ambientale con il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro. Luigi, buongiorno. Grazie per averci raggiunto. Buongiorno Luigi, e poi anche dal punto di vista economico evidentemente con Antonio Tolotto, Confartigianato Marca Trevigiana. Antonio, buongiorno. Buongiorno Antonio. Allora io so, Antonio, che lei è diciamo su tutt'altro oggi perché sta frequentando un corso di formazione, quindi davvero parto con lei e la libererò molto presto, ma vogliamo cercare di capire intanto dal mondo artigiano questa notizia, come è stata accolta. Dovrà ovviamente passare a giugno in discussione in commissione, quindi non v'è nulla di certo, ma intanto come è stata accolta questa notizia dal mondo dell'artigianato della Marca? Intanto buongiorno a tutti. Diciamo che questa notizia è stata accolta un po' con diversi stati d'animo. C'è chi si preoccupa per il discorso proprio del suo lavoro, quindi dice quale sarà la prospettiva del mio lavoro, e secondariamente c'è il cliente finale che si preoccupa. Oggi penso che noi raggiungiamo tante persone che sono sedute a tavola e magari vedendo la trasmissione si chiederanno: ma nel 2029 devo cambiare la mia caldaia? Non potrò più far funzionare a gas metano? Direi di tranquillizzare tutti, perché al momento la direttiva europea che sta andando nella direzione di eliminare i combustibili fossili per la produzione di calore e quindi dell'energia del nostro riscaldamento non è stata ancora recepita dall'Italia, e quindi dovremo anche discutere di certe modalità di attivazione di questa direttiva. Allora, quali sono i nodi sostanzialmente? No? Abbiamo letto il nodo termosifoni piuttosto che il nodo dei prezzi. Cosa vi preoccupa di più? No, diciamo che ci preoccupa il fatto che mettiamo ancora in campo un altro spot, comunque un'altra azione che derivi semplicemente tra un pochi di anni dal fatto che la Comunità Europea ci manda in infrazione, quindi dobbiamo pagare una multa, e quindi si proceda come purtroppo è stato proceduto nel passato. Quindi se ci ricordiamo abbiamo avuto gli impianti solari, gli impianti fotovoltaici, il passaggio da caldaiette a condensazione, ecco, tutte cose, per finire col super bonus che ha creato un gran problema, perché non ben programmate e fatte nell'emergenza. A noi installatori preoccupa soprattutto questo aspetto. Bisogna che finalmente riusciamo a creare un programma ben definito di opere a medio-lungo termine che ci permettano di organizzarci in modo anche proprio aziendale. Dico, uno non può assumere del personale se domani mattina qualcuno cambia le regole del gioco in corsa, e lo abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Quindi a noi interessa che sì, si vada verso quello che la Comunità Europea vuole e che lo riteniamo corretto. Noi dobbiamo
rientrare sul problema dell'inquinamento, della produzione di CO2. Dobbiamo invertire la rotta in questo cambiamento climatico che c'è, però ci devono essere delle regole certe e dei tempi certi che non possono essere 1 anno o 2, ma devono essere almeno 10 anni di programmazione. Allora, resti con noi se possibile ancora 5 minuti, perché lei ha ovviamente parlato di inquinamento, cambiamento climatico, quindi vorrei passare la parola a Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto. Intanto, come avete accolto questa notizia? Era nell'aria evidentemente che insomma, il parco caldaie prima o poi avrebbe dovuto essere preso in mano dall'Unione Europea. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Allora, senz'altro, ma intanto chiarisco 2 cose. Uno, nessuno dovrà rimuovere la caldaia al 2029-2030 perché si parla di stop alla vendita di nuove caldaie, quindi non si parla di sottrazione di quelle che attualmente ci sono, e quindi si parla di iniziare a convertire, a transire, come prevede un percorso, diciamo, che non è iniziato di corsa, ma è iniziato da parecchio tempo, accelerato da purtroppo quello che è accaduto con la pandemia e poi con la crisi energetica e con la crisi climatica che abbiamo sulle spalle. Però il tema di uscire, diciamo, dalle fonti fossili è un percorso molto lungo, per cui, diciamo, per farsi prendere la sprovvista non dovrebbe essere all'ordine del giorno. Purtroppo le politiche non hanno affrontato seriamente il problema e hanno sempre dilatato le decisioni in merito e diciamo, l'attivazione di iniziative concrete. Il super bonus è stato, diciamo, un elemento, così come altri bonus rispetto alla riqualificazione edilizia sono stati elementi di accelerazione che hanno garantito anche un miglioramento, perché io ricordo che noi abbiamo circa nel nostro paese oltre 19 milioni di caldaie che sono dei pezzi da museo che hanno i cittadini e le imprese, che consumano quasi il 50% del gas che noi prendiamo ovviamente da fuori del nostro paese, perché di gas ci approvvigioniamo, come sappiamo bene, dalla Russia piuttosto che da altri, oggi non più, ma da altri paesi dell'Arabia Saudita, e il nostro paese ha puntato in questa direzione. Quindi purtroppo non sembra invece che l'incentivo dato dalle direttive europee, che ci chiamano a investimenti sulle fonti rinnovabili da accelerare per garantire questo passaggio, non sia utile solo, diciamo, alla crisi climatica, ma sia utile anche alla competitività delle imprese e delle aziende per affrontare la crisi climatica, per transire anche i modelli produttivi. L'innovazione in questo aiuta, essendo consapevoli che aiutiamo le famiglie, perché le spese più alte oggi sono quelle dei consumi energetici di gas. Certo. È innegabile che bisogna andare a intervenire in quella direzione. Succederà anche per il mondo delle automobili e sicuramente la filiera produttiva di entrambi i settori sarà in grado, ne siamo convinti, di adeguarsi, se ci sarà una spinta da parte per la politica, non a rallentare l'entrata in vigore o a impedirla o a non affrontarla, ma se verrà affrontata da subito, concordo con il rappresentante del mondo delle imprese, se sarà affrontata da subito con una programmazione concreta per arrivare al 2029 e al 2035 poi con una pianificazione sensata. Allora, torno da Tolotto così poi riesco a liberarla. Abbiamo un'idea del numero di vecchie caldaie nella Marca trevigiana, abbiamo un'idea, insomma, di quanti potenzialmente la dovrebbero sostituire, sottolineando e ricordando il fatto che dal 2029 non si vendono più le caldaie a gas, non devono essere sostituite a partire dal 2029, ma giusto per capire com'è la situazione. Allora, un numero certo e preciso non glielo so dare in questo momento riguardo alle caldaie, che poi bisognerebbe anche capire da sostituire, perché noi come installatori termoidraulici in questi ultimi anni, soprattutto grazie ai bonus, abbiamo sostituito moltissime caldaie che sono già caldaie molto efficienti a condensazione. Quindi non è che queste caldaie qua penso che nel 2029 abbiano finito la loro vita, sicuramente andranno avanti. E qua faccio un appello alle persone: le vostre caldaie, se sono state sostituite da poco, fategli fare la manutenzione annuale programmata, mantenetele bene, perché possono comunque avere degli ottimi rendimenti e durarvi anche oltre l'arco temporale del 2029. Sarebbe da vedere effettivamente
quante vecchie caldaie, mettiamo a gasolio o obsolete, che ci sono in giro, siano effettivamente da sostituire. Ma questi penso non siano numeri grandissimi, perché ormai, come ripeto, è stato fatto un gran lavoro anche grazie alle iniziative della provincia di Treviso per la sostituzione di caldaie, quindi da quel punto di vista là direi che siamo messi bene, quindi tranquillizzerei le persone che hanno sostituito la loro caldaia 2 o 3 anni fa con una condensazione di ultima generazione, che sono delle ottime caldaie, funzionano bene. Effettivamente, come diceva il rappresentante di Lega Ambiente, noi dovremmo sinergicamente pensare che se l'Unione Europea va in quella direzione, anche noi dobbiamo, ognuno per la sua parte, metterci a un tavolo e programmare bene quali saranno gli interventi da fare. Senta, la politica degli incentivi ha funzionato, vero Tolotto? Mi pare che abbia funzionato in generale. Senz'altro, posso dire che negli ultimi anni noi abbiamo lavorato quasi esclusivamente sugli incentivi. Il superbonus ultimamente qua ne è stata la riprova, al di là poi della sua problematicità, dovuta non certamente forse a come era stato pensato, anche se va sicuramente ritarato nelle percentuali di ritorno, eccetera, ma diciamo che è stato un po' l'attacco alla diligenza, lo direi così, che ha creato il problema. Non più tardi di ieri sulla stampa c'erano articoli dove le fiamme gialle stanno andando a capire dove sono finiti tanti soldi, ok? Quindi ecco, io direi che gli incentivi servono e probabilmente noi diciamo come Confartigianato bisognerà anche rivedere almeno per la fine dell'anno una rimodulazione anche della cessione del credito e dello sconto in fattura, perché forse è l'unica via che permetterà a tanti che non hanno disponibilità finanziarie di efficientare le loro case e i loro impianti. Grazie Antonio Tolotto per il tempo che ci ha dedicato in questa sua giornata, insomma comunque impegnativa, ma ci premeva portare la voce di Confartigianato Marca Trevigiana su questo tema, quindi davvero grazie e ci aggiorneremo anche noi su questo tema. Le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Lazzaro, sono da lei. Allora, le politiche degli incentivi, chiedo anche a lei la stessa cosa, hanno funzionato, stanno funzionando, cioè stanno portando il Paese nella direzione auspicata da Lega Ambiente? Ma in questo momento direi di no, visto che la politica degli incentivi è stata stroncata dal nuovo governo per ragioni che non sto qui a commentare, però sicuramente c'è una fase di confusione rispetto a come procedere con l'utilizzo dei bonus e dove indirizzarli. È evidente che ad esempio per quanto ci riguarda la politica di incentivo sulle caldaie a gas è una politica sulla quale il Paese deve prevedere un'uscita per indirizzare invece gli incentivi verso, ripeto, le forme efficienti anche per il riscaldamento che garantiscono anche, torno a dire, il contenimento delle spese, delle bollette di tutti noi. Poi sugli altri incentivi invece, quelli dell'ecobonus, ci auguriamo anche dello sconto in fattura che prevedeva anche lo sconto in fattura, che erano in qualche modo gli elementi che hanno garantito, certo purtroppo, un'invasione del mercato anche da parte della criminalità o di soggetti che hanno cercato in modo criminale di guadagnare da queste attività. Purtroppo non ne siamo esenti in tutti i settori di questo grave tarlo, insomma, della società, però è anche, dall'altra parte, è anche vero che la normativa sta aiutando a intervenire e solo una politica mirata e sensata di incentivi può aiutare a riqualificare il patrimonio edilizio, a riqualificare i sistemi di riscaldamento, di raffrescamento, i sistemi di produzione di energia elettrica, altrimenti faremo molta fatica a riqualificare tutto il patrimonio edilizio del Paese. Torno solo un secondo sul tema delle caldaie a gas, per in qualche modo rassicurare anch'io. Sicuramente chi ha cambiato in questi anni una caldaia a gas poco efficiente o vecchia, i dati, i numeri che ha raccolto la Lega Ambiente parlano di un patrimonio di 19 milioni di caldaie a gas, di cui una buona parte, veramente importante, almeno 7 milioni, sono caldaie
che hanno più di 15 anni di vita. Quindi chi ha cambiato quella caldaia ha fatto sicuramente bene a cambiarla per averne una che fa meno emissioni oltre che meno consumi. Però ecco, da qui in avanti l'invito è invece di guardare verso altre forme e di chiedere che queste siano supportate da corrette politiche. Sottolineo che questo deve valere in particolar modo per le imprese, perché o accompagniamo le imprese a essere competitive in quella che sarà una transizione dei modelli di mercato a livello globale, perché si parla tanto di cosa devono fare gli altri paesi e anche gli altri paesi stanno, chi in maniera diversa ovviamente con metri diversi, però si stanno muovendo tutti nella stessa direzione, così come per le auto elettriche anche per i sistemi di riscaldamento, per l'efficientamento energetico. È evidente che se noi restiamo indietro e continuiamo a ritardare l'avvio di percorsi da questo punto di vista, mettiamo anche le aziende in difficoltà rispetto alla competitività sul mercato e alla capacità di innovarsi. Senta, dalle aziende ai privati, ma queste nuove tecnologie sono alla portata di tutti? Beh, sono alla portata di tutti, assolutamente sì. Mi viene in mente l'auto elettrica, insomma, è uno dei tanti temi, no? Perché non è alla portata di tutti. I costi del mercato purtroppo sono costi che non dipendono dalla volontà, come abbiamo ben imparato negli ultimi anni, dipendono da tanti aspetti, non solo dal fatto che queste costino realmente, concretamente di più degli altri mezzi, ma da una serie di fattori che influenzano il mercato, e quindi sui prezzi noi siamo convinti che forse anche i paesi in qualche modo debbano alzare la voce con i produttori per rendere accessibile il mercato in generale. Certo è che con da un lato gli sconti in fattura, dall'altra comunque gli sgravi fiscali o comunque la possibilità di dedurre dalle tasse gli interventi che si sono andati a fare, il costo è diventato accessibile o comunque sostenibile, stante le condizioni purtroppo di incertezza che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. Penso al tema della guerra in Ucraina, che ha scatenato rialzi di mercato, di prezzi veramente importanti che al momento non sono controllati. Certo è che serve una politica che appunto dia solidità. Io faccio sempre l'esempio dei pannelli solari fotovoltaici. I pannelli solari fotovoltaici a inizio degli anni 2000, la prima decade degli anni 2000, avevano un costo sul mercato appunto quasi inaccessibile ai più, perché costavano a 1 kilowatt di produzione, il costo era intorno ai 5, 6, 7 mila euro, dipendeva anche lì dalla qualità del pannello. Oggi questo costo è completamente abbattuto e un pannello fotovoltaico costa veramente 1/3, 1/4, anche qui dipende dalla qualità. Evidentemente serve che il mercato vada indirizzato. I pannelli fotovoltaici sono stati incentivati grazie al conto energia, che ai vari conti energia che si sono succeduti dal 2005 in avanti, che hanno aiutato il mercato a prendere forma, a consolidarsi e anche ovviamente a abbassare, a rendere i prezzi competitivi per tutti. Senta, e poi oggi ci sono le comunità energetiche. È un processo che sta andando un po' a rilento anche a causa della burocrazia. Diventeranno davvero impattanti secondo lei le comunità energetiche a breve? Che cosa manca? Le comunità energetiche, cosa manca? Manca il decreto attuativo che stiamo aspettando ormai da tanti mesi e che ci dirà finalmente qual è l'incentivo che i cittadini andranno a prendere, e i business plan e il lavoro degli amministratori dei comuni che si stanno interessando piuttosto che dei privati potranno iniziare a essere messi nero su bianco, perché ad oggi manca questo aspetto che il governo sta ritardando. Detto questo, le comunità energetiche avranno un impatto e potranno avere un impatto enorme, non per la quantità di energia prodotta, perché ovviamente non parliamo di un contributo elevatissimo a livello di produzione di energia, ma avranno un grandissimo impatto rispetto alla riduzione dell'impatto sulla rete elettrica che potrà essere liberata per gestire nuovi invece impianti di utilitari di scala, così si dicono, insomma, impianti da fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico, che dovranno invadere la rete, e quindi si potrà gestire meglio la rete innovata dal gestore elettrico e da Terna, e si potrà in qualche modo andare a garantire una
un vantaggio, è questo l'aspetto principale per le comunità energetiche, come impatto sociale di gestione dell'energia, perché le comunità energetiche possono essere un grande esempio di gestione comune e di consapevolezza comune dell'importanza del valore dei consumi energetici, che dobbiamo comunque a prescindere ridurre, perché dobbiamo pagare di meno ciò di cui ci approvvigioniamo e ci auguriamo che saranno sempre di più fonti rinnovabili, ma dobbiamo anche imparare a prescindere a ridurre i consumi. Le comunità energetiche hanno questo vantaggio perché pongono i cittadini, un condominio piuttosto che un numero più ampio di abitazioni, a ragionare insieme sui consumi e su quando è meglio consumare l'energia. Oggi questo lo facciamo veramente molto poco. Certo. Senta, io approfitto della sua presenza perché insomma so che ieri è stato anche ospite di Ferdinando Avarino, il nostro vice direttore. In questo caso si è parlato, si è commentato quello che sta accadendo in questi giorni in Emilia-Romagna. Avarino ha lanciato un sondaggio molto interessante sulla cementificazione del Veneto. Vorrei chiederle un passaggio anche su questo. Troppo cemento, è così, o il vero problema è anche la gestione poi dei nostri fiumi, come ad esempio la mancanza di casse di laminazione? Sappiamo che tra i vari fiumi che in qualche modo sono un po' a briglia sciolta c'è il Piave. Oggi è il 24 maggio, cantava la canzone del Piave. Guardi, sì, diciamo, intanto mi auguro che il sondaggio abbia portato a esprimere un sì da parte di tanti telespettatori che avranno votato, perché sicuramente un problema molto importante. Guardi, lo facciamo vedere, Luigi, eccolo qua. Mi fa molto piacere perché è un dato di fatto e purtroppo aumenta il rischio, e quindi sicuramente i cittadini oggi sono tutti consapevoli che l'aumento del grado di rischio viene anche da un territorio che ha perso la sua permeabilità e quindi sostanzialmente la capacità di gestire tanta acqua che arriva che arriva in momenti diversi rispetto a come siamo abituati nel passato, e questo è l'effetto dei cambiamenti climatici, e quindi la quantità di acqua e quantità importanti di eventi estremi o scarsità di acqua, come abbiamo vissuto lo scorso anno, che si palesano in maniera molto forte, molto importante, e che oggi ci rendono chiaro come la complessità della gestione di questo problema, perché è un problema, cioè la gestione delle acque in tutti e due i sensi, debba essere affrontato non solo con i piani di messa in sicurezza con le vasche d'espansione, quindi quei bacini di laminazione che sono previsti dal piano del 66 della nostra regione, dovuti a quello che ricordiamo bene e che ogni anno giustamente viene ricordata, l'alluvione del 66 come elemento da mai più veder ripetere nel nostro territorio. Certo, a questo oggi, vista la complessità e l'aggravarsi del cambiamento climatico e quindi le variabili meno lineari di quanto forse il mondo dell'ingegneria aveva previsto nel passato, bisogna intervenire in altri modi. Ecco che le tante proposte che oggi sono sul piatto, come quella di ad esempio restituire spazio ai corsi d'acqua che vanno liberati delle costruzioni di ciò che c'è all'interno, piuttosto che appunto non continuare a cementificare suolo nei dintorni, piuttosto che garantire la ricarica delle falde con degli interventi naturali e non degli interventi di sbarramento, di dighe. Insomma, ecco che questo sono essenzialmente i grandi bacini di laminazione. Possono essere degli interventi da valutare con un grado più alto di attenzione, perché si combinano questi elementi e poi ci creano queste condizioni di disagio dovute all'abbondanza purtroppo con le alluvioni o dovute alla scarsità con la siccità che abbiamo visto, che mettono in difficoltà allo stesso modo, diciamo, sono due facce della stessa medaglia che mettono in difficoltà allo stesso modo i cittadini, il territorio, l'ecosistema, le attività produttive, le attività primarie, l'agricoltura, insomma, subiscono quasi i medesimi danni, anche se gli effetti sono diversi, perché il problema sono gli effetti estremi. Noi come Legambiente abbiamo monitorato attraverso il nostro osservatorio Città Clima proprio gli eventi estremi accaduti nel nostro paese dal 2010 a maggio 2023, e il dato è impressionante, perché un evento estremo ogni 3 giorni si è abbattuto nel nostro paese. Ecco, dobbiamo essere consapevoli e non additare singole responsabilità, ma iniziare a programmare e soprattutto a fermare il consumo di suolo e a impedire, diciamo, che gli alvei, i corsi d'acqua dei fiumi siano soltanto imbrigliati e non siano invece
un luogo dove invece provare a mettere insieme le necessità ecologiche. Torno al principio di transizione ecologica, perché dobbiamo mettere in campo quella transizione ecologica per passi e non possiamo aspettare l'ultimo momento per intervenire. Di cui ormai parliamo da anni purtroppo. Presidente, grazie per essere stato in nostra compagnia. Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto, a presto, sono temi di cui continueremo ad occuparci anche in futuro. Arrivederci. Grazie, arrivederci, buona giornata. E tra pochissimo ci collegheremo con Nunzio Agostini, referente provinciale dell'Opsa, e non solo, poi parleremo anche con Elisa Venturini, ex sindaco di Casalserugo, ricordando l'alluvione del 2010, oggi consigliere regionale. Continueremo a parlare di questo, intanto previsioni del tempo, pubblicità e poi di nuovo in diretta con Prima Edizione. Vi aspetto. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire, ma il tempo rimane in prevalenza buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 24 maggio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, ma sole ben presente ovunque. Tuttavia, sui monti nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche addensamento associato a locali piogge, probabilmente anche sulle zone pianeggianti limitrofe. Temperature in locale calo, minime tra 13 e 16 gradi, massime tra i 22 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con qualche nube in più in corrispondenza dei rilievi, qui con isolati temporali non esclusi anche sulle pianure circostanti. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo tratti soleggiati ma con nuvolosità irregolare e qualche rovescio pomeridiano e serale. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati ancora. Vi possiamo dare l'identità del veneziano che è deceduto ieri sera in Valle Aurina mentre siamo in Campo Tures. Si chiamava Massimo Benetton, incidente con il kayak. Benetton era tra l'altro campione di freestyle proprio nella disciplina del kayak. La sua identità è stata resa nota da poco. Questa è una fotografia che lo ritrae appunto in kayak ieri mentre era con un gruppo di amici, si trovava a Campo Tures. Purtroppo l'incidente è stato sbalzato dal kayak e la forte corrente l'ha trascinato giù. A nulla sono valsi i soccorsi. Massimo Benetton purtroppo è deceduto. Andiamo avanti con il nostro notiziario. Abbiamo parlato di emergenza climatica e abbiamo fatto riferimento a quello che sta accadendo. Purtroppo ancora c'è una nuova emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Io do il benvenuto a Nunzio Agostini, referente provinciale Opsa. Buongiorno Nunzio. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Ben ritrovato, abbiamo da far vedere ai nostri telespettatori le immagini del vostro lavoro come Opsa di Padova proprio in Emilia-Romagna, nei luoghi in cui l'alluvione ha davvero riversato il fango nelle strade e ha purtroppo fatto 15 morti. Il conto delle vittime sale a 15, l'ultimo morto è stato ritrovato ieri. Do il benvenuto anche a Elisa Venturini, consigliere regionale del Veneto. Buongiorno Elisa. Grazie per l'invito. Grazie a lei. All'epoca, nel 2010, quando il suo comune, Casalserugo, andò sotto, lei era primo cittadino e con la
tutta della Protezione Civile, lei è scesa in campo per togliere il fango dalle strade, che è quello che sta esattamente succedendo in questo momento in Emilia-Romagna. Partirei con Nunzio Agostini per farvi vedere le immagini del lavoro dell'Opsa di Padova. Voi avete messo in sicurezza un argine, avete salvato persone che erano intrappolate nelle loro case. Ci racconta come vi siete mossi e quando siete rientrati nel Padovano. Allora, noi siamo stati attivati martedì sera, verso la sera, perché la sala operativa nazionale aveva richiesto operatori specializzati in questo tipo di attività per le zone dell'Emilia Romagna. Organizzato il tutto, siamo partiti nel mercoledì mattina e con gommone e mezzi furgoni ci siamo trovati tutti a Forlì, presso il Palafiere, dove c'erano altri colleghi che venivano dalle altre regioni del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Lazio, oltre che il Veneto, e da lì abbiamo avuto disposizione poi dalla sala operativa della Protezione Civile, coadiuvata con i Vigili del Fuoco, di smistarci in squadre da 4, ognuno con il suo gommone, e ognuno di noi era in zone destinate a allagate per poter poi iniziare il tipo di lavoro che serviva, che poteva essere evacuazione di persone che erano intrappolate in casa e portare delle batterie o torce perché potessero illuminarsi, perché non c'era assolutamente corrente, collegamenti di nessun tipo, e verificare pazienti che avevano eventualmente dei problemi sanitari, che ci erano arrivate poi le informazioni, e verificare se stavano bene. Noi nel nostro equipaggio, nella nostra squadra, avevamo anche un collega che è un infermiere Emanuele Lavorato, che poi visitava lui direttamente i pazienti. Abbiamo evacuato 6-7 persone, o per chi era in panico, qualche anziano che era da solo, non riusciva proprio a uscire, e poi verso mezzanotte. Il primo giorno abbiamo fatto circa 17 interventi di varia natura. Il mattino dopo ci siamo ritrovati per poter evacuare personale e animali, cani, in un'altra zona di Villafranca vicino a Forlì, e poi ci siamo smistati in altri comuni. Chi era in attesa di essere chiamato, in zona Fiera aspettavamo le chiamate a parte Vigili del Fuoco, oppure alcune squadre si sono trasferite su ordine della prefettura o su ordine del dipartimento a Conselice per iniziare l'evacuazione del personale che era intrappolato nelle case o che voleva uscire dalle proprie abitazioni. Senta, come si sono palesate tante persone a voi? Che sentimento avete colto anche nelle loro parole? Allora, molta paura, molta disperazione. Alcuni erano anche impanicati, volevano uscire, però avevano paura dell'acqua. Altri inizialmente volevano restare dentro perché non volevano abbandonare l'abitazione, però poi si sono resi conto che da soli magari non riuscivano a restare, o qualcuno non voleva abbandonare l'abitazione perché per la paura dei sciacalli. E cosa che sta succedendo anche in questo momento a Conselice: le persone non vogliono abbandonare le case, c'è ancora acqua, è stagnante, non riescono a svuotare una parte del paese perché c'è la paura dei sciacalli. Quindi noi in quel momento interveniamo per portare, non so, farmaci salvavita, generi di prima necessità e pannoloni per gli anziani. La gente, chi rimaneva in casa ci salutava, ci ringraziava, ci dava qualcosa anche da mangiare per poter seguire il nostro lavoro. Tutti ci ringraziavano. Non ho visto nessuno disperato, se non al momento quando lo portavamo fuori, perché vedere abbandonare la propria casa in quelle condizioni non era facile per loro, non era facile per noi. Nunzio, l'allarme adesso è quello delle frane sostanzialmente. Da quello che sappiamo noi, l'allarme nella zona, l'acqua è abbastanza defluita nei comuni. Rimane solo, da quello che noi sappiamo, è Conselice, che però c'è un problema. Leggevo un articolo ieri che è un problema che dovranno intervenire anche i dipartimenti per vedere cosa sta succedendo, perché c'è una falla su un argine e non riescono a svuotare completamente il paese, quindi l'acqua è lì stagnante.
nelle zone di collinari ci sono delle frane causate dalle immense piogge, c'è di mezzo delle strade, però in questo momento non conosco bene la situazione da quelle parti. So che squadre di vigili del fuoco, il giorno che eravamo lì noi, hanno fatto anche 40 km di apertura strada per poter portare solo una persona a fare una dialisi, però la situazione è abbastanza critica ancora lì. Adesso c'è il sole, sta essiccando tutto il fango, quindi ci saranno difficoltà anche a togliere il fango adesso. Ah sì, senta, tantissimi cittadini comuni che sono arrivati in Emilia a dare una mano, la solidarietà, la grande catena di solidarietà che poi si muove di fronte a queste situazioni è davvero impressionante, ce lo conferma? Sì, lo confermiamo, però è anche corretto dire che chi vuole andare deve coordinarsi con il responsabile della zona, perché anche troppi cittadini ben volenterosi, li vogliamo tutti, però creano anche dei problemi per la viabilità dei mezzi, delle gru, delle macchine speciali per il movimento terra. C'è il problema dei cittadini che hanno paura anche che queste persone, perché alcuni si mescolano, non siano persone che vengono lì per fare i volontari, per dare una mano. Comunque abbiamo visto tantissimi giovani, soprattutto giovani, volenterosi, che ci volevano dare una mano a tutti i costi, anche loro si affiancavano a noi, ci accompagnavano anche in zone che noi non conoscevamo. Senta, lei ha parlato di acqua stagnante, no? Voi sostanzialmente come Croce Rossa siete professionisti sanitari. Quanto pericolosa può diventare l'acqua stagnante che quindi accumula insomma anche batteri con questo permanere e entrata nelle abitazioni? Tenga presente che parliamo di acqua stagnante, vuol dire che non si riesce a farla defluire. L'acqua, oltre a essere contaminata, sotto sta facendo morire tutto quello che trova, perché è mescolata a fognature, acidi, idrocarburi, tutto quello che praticamente viene raggruppato, anche perché becca zone, cioè coinvolge zone anche industriali o artigianali vicino, che sono completamente allagate, e quindi tutti i fluidi reflui vanno a mescolarsi. Quindi c'è il fine vita sotto, e per quello che sono molto arrabbiati i cittadini, perché vorrebbero tirare fuori l'acqua. So che ieri mattina hanno avuto anche un problema a livello, diciamo, con il sindaco, perché protestavano perché volevano che l'acqua tornasse fuori, la buttassero fuori. E noi siamo intervenuti nel momento in cui l'acqua fuoriusciva, esondava dai fiumi, quindi non avevamo il problema dell'acqua corrente, che bisognava contrastare in qualche modo, si infilava da qualsiasi parte, sotto sentivamo qualsiasi cosa che veniva spostata dall'acqua, e quella acqua corrente poi c'è tutta mescolata al fango, quindi anche la difficoltà nostra in quel momento era quella di camminare senza sapere cosa c'era sotto di noi, e è il rischio più alto, quindi per quello usiamo l'ausilio di gommoni per poter poi procedere quando non ce la facciamo più a piedi. E da lì dall'acqua. Prego. No, non la volevo interrompere. Lei può restare ancora 5-10 minuti con noi? Affermativo, sì, possiamo. Grazie, allora la blocco un attimo, vorrei andare subito dalla nostra Elisa Venturini con le immagini del 2010 a Casal Serugo. Lei era sindaco, ha lavorato insieme ai suoi cittadini, insieme ai volontari. Intanto, così a bruciapelo, che effetto le ha fatto vedere le immagini di quello che sta accadendo in Emilia? Aspetti che non la sentiamo. Ecco, mi sentite? Sì, eccola, sì, benvenuta. Sì, eccomi. Sì, la sentiamo. Bene, no, non solo nel fatto di vedere le immagini, ma anche adesso nel sentire il racconto dei volontari che danno una mano lì, mi riporta alla memoria naturalmente tutta la vicenda che noi abbiamo vissuto nel 2010, e vedo che si verificano le stesse circostanze, ci sono gli stessi problemi, lo stesso stato d'animo delle persone, e quindi mi sembra di rivivere, perché sono le stesse sequenze che si è vissuto in quel periodo storico lì. E devo dire, le alluvioni sono sempre dei momenti molto difficili da superare per le comunità, perché poi quest'acqua che ti entra dentro la casa, che ti stravolge la vita quotidiana, crea una sensazione di paura, di ansia e di depressione nelle persone, che poi proseguirà per mesi. Quindi
bisogna proprio veramente anche a livello di comunità, parlo per i primi cittadini, svolgere un lavoro di sostegno, perché non è solo una questione economica, quindi di ripartire da un punto di vista della vita quotidiana e dell'aspetto appunto economico, ma è proprio anche una questione di stato d'animo e di tenere le persone su di morale, perché quello che loro affrontano è uno stress molto importante. Stiamo vedendo proprio le immagini che ci riportano a Casalserugo nel 2010. Che cosa è stato fatto come opere sul territorio da allora? Cioè che cosa poi ha portato, oltre alla ricostruzione di quello che era stato distrutto, ma anche proprio le opere sul territorio, la prevenzione? Allora, io dico sempre che l'esperienza del 2010 sicuramente ha rappresentato uno spartiacque rispetto al passato. Prima del 2010 mancava una sensibilità da un punto di vista proprio della salvaguardia della sicurezza idraulica e idrogeologica del nostro territorio. Dopo quello che noi abbiamo vissuto a livello veneto è proprio cambiato il passo. È stato predisposto un piano, il cosiddetto piano Casarin dal Paus, con le indicazioni di tutte le opere che sono necessarie per mettere in sicurezza l'intero Veneto. È un piano sicuramente di grande imponenza dal punto di vista anche economico, perché si parla di miliardi che dovrebbero essere spesi per mettere in sicurezza tutto il Veneto, però l'iter è iniziato attraverso ad esempio la realizzazione di bacini di laminazione. Ricordo che nel 2016 è stato inaugurato il bacino di Caldogno, nel 2022 quello di Trissino, e sono stati fondamentali ad esempio queste due opere idrauliche, perché hanno permesso anche in questi ultimi anni che ci sono stati in alcuni episodi delle precipitazioni particolarmente intense, sono riusciti ad evitare delle situazioni di allagamento come quelle che si sono verificate nel 2010. Sono stati fatti dei rinforzi e risagomature di corpi arginali, quindi si è intervenuto in molti corsi d'acqua. È chiaro che l'iter è molto lungo, le attività, le opere da fare sono tante, però sicuramente dal 2010 è partito un percorso di salvaguardia del nostro territorio che nasce dalla sofferenza che noi abbiamo provato a partire dal 2010, e secondo me in Emilia-Romagna proprio da questi episodi loro capiranno quanto è necessario andare ad investire in opere nel territorio per garantire la prevenzione, perché potranno esserci ancora episodi come questi e quindi bisogna trovarsi preparati. Senta, che cosa le fa venire in mente la parola angeli del fango? È stata riutilizzata ancora una volta in Emilia-Romagna, l'abbiamo sentita anche raccontando di Bovolenta, raccontando di Ponte San Nicolò e di Casalserugo. Lei è stato un angelo del fango sostanzialmente, insomma, nonostante avesse anche la fascia di primo cittadino, lei era in strada con i suoi cittadini, la solidarietà degli altri, il tema degli sciacalli. Tornano queste notizie. Torna tutto e le dinamiche che si verificano sono sempre le stesse. È necessario innanzitutto che i primi cittadini stiano al fianco della propria cittadinanza, dei propri cittadini. Io venerdì andrò in alcuni comuni delle Ravennate, incontrerò delle sindache che stanno appunto affrontando questa situazione proprio per dare loro tutto il supporto, le indicazioni su come muoversi, su cosa fare, su quello che adesso dovranno affrontare, perché c'è poi non solo tutta la questione legata all'alluvione, ma poi c'è anche il post-alluvione, quindi gli indennizi che dovranno essere dati ai cittadini, i danni che dovranno essere valutati. È un lavoro che durerà per mesi se non anni, e quindi i primi cittadini devono essere consapevoli degli iter e dei percorsi che loro dovranno affrontare, e appunto il ruolo del sindaco è un ruolo fondamentale, e come ANCI, Associazione dei Comuni, ANCI Veneto e ANCI Emilia Romagna stiamo proprio lavorando per dare tutto il supporto ai nostri amministratori e ai nostri sindaci perché possano gestire al meglio, perché in situazioni come queste c'è la necessità di stare vicino al cittadino per dargli supporto morale, ma poi c'è tutta la parte tecnica, amministrativa legata agli indennizi che richiede presenza, capacità di gestione e soprattutto la voglia di riuscire a dare delle risposte al cittadino che in questo momento è arrabbiato, si trova in una situazione di depressione, di ansia, e bisogna dare delle risposte. Grazie Elisa Venturini per essere stata con noi ricordando il 2010 e toccando temi quanto mai attuali. Grazie davvero per essere stata in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie.
Nunzio Agostini, torno da lei per un ultimo passaggio. Tornerà a piovere domani in Emilia-Romagna. Quali sono i prossimi passaggi del vostro intervento? Per ora immagino si fermi qui, oppure ci sono nuovi invii di squadre? Allora, noi siamo tornati come gruppo del Veneto, siamo tornati domenica notte perché si hanno dato dei cambi di colleghi che arrivano dal Piemonte. In questo momento, da quello che noi sappiamo, è che le squadre, che sono 4 squadre ferme lì, che sono in attesa solo per prevenzione o per fare dell'assistenza minima con farmaci, salvavita o alimenti o generi di necessità con le persone che non vogliono uscire. Certo che l'allerta è sempre alta, diciamo che la nostra prima fase, la pronta partenza, è proprio per l'urgenza immediata. Certo l'emergenza durerà, come diceva anche Elisa Venturini, durerà dei mesi se non degli anni. Sono già iniziate le squadre che arriveranno con le idrovore, hanno già iniziato i primi giorni, e nelle prossime settimane ci saranno squadre specializzate nella logistica, nella distribuzione dei pasti, dei viveri, degli vestiti, o squadre personale che sa usare mezzi speciali per il movimento terra per portare via tutto quello che verrà fuori in fango. La nostra fase di come soccorso in ambiente alluvionale diciamo che è quasi finita finché non chiude la prevenzione su questa parte di acqua. Se succederà qualcosa ci attiveranno, insieme a noi c'erano tutte le altre istituzioni con cui abbiamo collaborato, dei Vigili del Fuoco, Marina, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, c'erano veramente tutte le istituzioni che hanno collaborato con noi, e ho visto un'unica grande macchina organizzativa ben allenata, ben affiatata, e tra di noi non c'era nessun tipo di contrasto se non quella di supportarci continuamente a vicenda. Noi abbiamo lavorato spesso con i Vigili del Fuoco e sembravamo un'unica organizzazione. Grazie davvero Nunzio Agostini, referente OPSA, per essere stato con noi, per averci dedicato un po' di tempo, aver condiviso con noi informazioni importanti del lavoro del nostro Veneto per aiutare, portare soccorso in Emilia Romagna. Grazie davvero, buona giornata, arrivederci. Grazie a voi per l'invito, buona giornata a voi. Arrivederci. Tra pochissimo invece noi apriremo una nuova pagina in questa prima edizione, parleremo delle spiagge, le concessioni balneari con la direttiva Bolkestein, e poi cercheremo anche di capire il maltempo, la stagione turistica che evidentemente sta partendo a rilento. Ma prima vi facciamo vedere un servizio della redazione di Venezia, l'approvazione del protocollo fanghi. Era un passaggio importante per Venezia, l'ha dichiarato il sindaco Brugnaro, che ora auspica anche la definizione del rifinanziamento della legge speciale. Vediamo. La notizia della firma al decreto protocollo fanghi rappresenta un passaggio fondamentale per Venezia. È soddisfatto il sindaco Brugnaro, che ritiene questi interventi fondamentali per migliorare l'accessibilità al porto, ma soprattutto per ripulire il fondo dei canali e delle zone di navigazione che rappresentano l'unico elemento per garantire la mobilità della Venezia insulare. Sono passati tanti governi, sono passati tanti ministri, ma nessuno era riuscito a portare a casa il protocollo fanghi. Adesso finalmente, oggi possiamo dire finalmente ce l'abbiamo. Con questo protocollo si supera così la normativa risalente al 1993 e che era ora più che mai necessario cambiare. Uno strumento nuovo permette appunto di essere aggiornato, di essere al passo con i tempi e di dare risposte anche a quelle che sono le esigenze della portualità di Porto Marghera, ma anche di tutta la laguna veneziana, sia nel rispetto dell'ambiente, dell'ambiente lagunare, sia nel rispetto anche di chi in porto ci lavora. Concluso questo capitolo, il sindaco Brugnaro si augura la definizione del rifinanziamento della legge speciale. Migliorare lo stato dei parchi, bloccare il bosco dello sport tra le proposte dei consiglieri di Verde Progressista. Stiamo parlando del nuovo piano ambientale per Venezia, quello attuale è datato 2012. Venezia è sul filo del mare, tra le città più esposte al cambiamento climatico. Serve con urgenza un piano per l'energia sostenibile e per il clima. Quello presente è datato 2012, con la Giunta che ha annunciato il nuovo PAESC, piano per l'energia sostenibile e il clima, verrà approvato entro il 2023. E monta la polemica sostenuta dai consiglieri di opposizione. Noi diciamo che era tempo, perché il piano vigente è scaduto, è stato approvato nel 2012
e un nuovo piano, un forte investimento ambientale verso la sostenibilità deve sostanziarsi in parecchie azioni concrete che cambino il volto della città in questa direzione. Divieto al traffico pesante in città, attuare il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale, in particolare mettendo in funzione le stazioni Olimpia e Gazzera a Mestre, fornire alla città di mezzi pubblici elettrici, sia su strada che acquei, no allo scavo di nuovi canali, isole pedonali attorno alle scuole, alberate attrezzate dalle classi con un raggio minimo di 150 metri e soprattutto no alla torre del Viale San Marco, sempre a Mestre, soltanto alcune tra le proposte avanzate da Verdi Progressista. Una nuova stagione di sostenibilità per la città è necessario e abbiamo pensato di tradurlo in alcune decine di proposte concrete. E ora parliamo delle coste, 10 comuni, 10 progetti per creare il litorale più sostenibile d'Italia. Vediamo di cosa si tratta. Lo hanno chiamato il Summit del Mare ed è un modo per rafforzare la collaborazione tra i 10 comuni della costa, fare squadra per diventare una filiera in grado di moltiplicare il valore delle singole località. D'estate il litorale veneziano e rodigino ospita nel complesso oltre 25 milioni di turisti, un risultato che andrà continuamente riconquistato e difeso da una concorrenza sempre più agguerrita. Quando il mondo ricomincerà a viaggiare, quando gli aerei saranno di nuovo a portata di mano di tutti, noi dovremo essere più attrattivi, dovremo fare un'offerta integrata in maniera tale che i sistemi d'eccellenza, i sistemi però anche già consolidati siano dei sistemi nuovi che devono offrire nuove opportunità ai nostri giovani e quindi ai nostri ospiti. Il 2023 sarà dedicato ai temi dell'agricoltura, della pesca e del turismo. A Venezia, intanto, i 10 comuni della costa presentano ognuno un progetto all'insegna della sostenibilità. Noi abbiamo presentato un progetto sull'isola del Lido, sull'oasi degli Alberoni, di rigenerazione urbana, di recupero di manufatti per renderli ecosostenibili a disposizione della popolazione. È un progetto che viene costruito dal basso ed è un progetto di eccellenza perché alla fine all'interno di tutto questo ci saranno anche delle destinazioni legate al sociale. Il progetto del Comune di Venezia è in sinergia con l'Università IUAV. Allo IUAV interessa molto essere dentro a un summit del mare perché pensiamo che un grande rinascimento della città può avvenire attraverso gli studi del mare. Intanto nel settore la ricerca di personale continua a dare problemi, confermando una tendenza che si va consolidando. La stagione 2023 sia quella che forse da questo punto di vista inizia all'insegna della situazione più critica e quindi io penso che potremmo stimare in circa un 25% quella che è la forza lavoro mancante in maniera abbastanza trasversale nel comparto turistico veneto. E di turismo continuiamo a parlare con gli ultimi due ospiti di questa nostra prima edizione, che saluto e ringrazio. Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a lei Anna, a tutti i telespettatori. E con Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a tutti voi. Ciao Alessandro. Allora parto proprio da Alessandro perché so che insomma il suo collegamento è un po' ballerino, ci dovrà lasciare. Allora intanto un piano per le coste, ma partiamo dalle concessioni balneari perché sta facendo discutere con la direttiva Bolkestein il caso ad esempio di Chioggia, di questo stabilimento balneare attivo dal 63 che ha lavorato e che ha creato indotto sul territorio che rischia di dover lasciare. È il destino di tanti altri stabilimenti secondo lei Alessandro? Ma guardi, non mi sento francamente di entrare nel merito di questo episodio di Chioggia che lei ha citato perché non conosco nel dettaglio la situazione di questo percorso di evidenza. Siamo comunque in contatto con la nostra delegazione locale e con il presidente Moretto. In generale però quello che mi sento di dire è che ormai appaiono inevitabili i percorsi di evidenza pubblica che insomma stiamo tentando di affrontare al meglio perché come ormai noto il Veneto ha assunto in sinergia con la Regione del Veneto e la conferenza dei sindaci un atteggiamento proattivo rispetto a questo tema, visto che purtroppo negli ultimi anni i tanti governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono succeduti alla guida del Paese non hanno saputo produrre una soluzione legislativa. Quello che però mi sento di dire è che bisogna ribadire con forza il fatto che
che le aziende che insistono nel demanio marittimo sono delle aziende di diritto privato, sono aziende che sono state costruite in decenni di investimenti e di sacrifici. Ebbene, quegli investimenti e quei sacrifici devono essere riconosciuti. Troppo spesso quando si parla di Bolkestein non si ricorda questo aspetto, ovvero il fatto che i concessionari demaniali sono sì detentori di un bene pubblico che è il suolo, ma le aziende che insistono su quel suolo sono aziende private, sono di proprietà dei concessionari che legittimamente le hanno costituite, e quelle aziende hanno concorso in tutti questi anni in maniera determinante a quell'ottenimento del primato turistico di Regione del Veneto come prima regione turistica italiana. E quindi insomma a questo governo noi chiediamo con forza di continuare questo percorso a fianco delle imprese per far sì che vi siano delle regole certe, per mettere in condizione i concessionari uscenti di ottenere il riconoscimento di quanto fatto sino a qui, e nel caso in cui dovessero esserci delle situazioni in cui non si riesce ad ottenere il ritenimento della concessione, che vi sia un giusto indennizzo e una giusta valorizzazione nei confronti di chi fino ad oggi si è sempre comportato bene. Senta, prima abbiamo parlato ovviamente di alluvioni, eravamo in Emilia con le immagini, il maltempo, l'erosione dei nostri litorali è un problema, è un grosso problema di cui voi vi state occupando. Come sta partendo questa stagione turistica e come state arginando questo problema? Allora, purtroppo avere a che fare con le condizioni climatiche che sono sempre in continuo cambiamento è ormai un tema all'ordine del giorno da parte dei balneari. Noi siamo vicini e non possiamo che esprimere massimo sostegno e vicinanza ai colleghi dell'Emilia Romagna che in queste settimane sono stati duramente colpiti. Noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando perché l'acqua granda, insomma, è passato qualche anno, ma i segni dei danni sono ancora evidenti e molti colleghi del Veneto in quell'occasione ebbero dei danni ingenti. È proprio per questo che Union Mare Veneto si è fatta portavoce di un grido d'allarme e ha promosso questa iniziativa in collaborazione con la Regione del Veneto da una parte e con la conferenza dei sindaci della costa a cui hanno aderito tutte le località, anche Chioggia con il sindaco Armelao, triangolandolo poi con l'onorevole Rosanna Conte e quindi l'eurodeputato di riferimento della costa per far sì che possano essere aggrediti quei fondi europei finalizzati alla realizzazione di opere strutturali. È evidente che il tema del rifacimento manutentivo non è più sufficiente a dare delle risposte. Vede, il turismo è una forma di economia in nessun modo delocalizzabile. La ricchezza e l'occupazione che gli imprenditori balneari producono può essere prodotta solo su questo territorio e quindi è necessario un cambio di passo. È necessaria la possibilità di programmare in maniera pluriennale degli interventi che tengano conto non solo di difendere la costa dal punto di vista, diciamo, etico della difesa del suolo, ma anche in considerazione di quello che è il grande valore economico che si manifesta sulla costa e che poi per sua natura ha delle importanti ed evidenti ricadute sociali ed occupazionali. E quindi noi continueremo a spenderci, a lavorare in questo senso. Abbiamo la grande fortuna di avere al nostro fianco la conferenza dei sindaci che ha da subito sposato questa iniziativa e la Regione del Veneto che con l'assessore Caneri, con l'assessore Calzavara non ha mai fatto mancare il suo supporto a questa iniziativa e quindi insomma contiamo di poter presentare presto questo lavoro, questo studio di fattibilità che è in produzione da parte della società olandese incaricata, la Royal Hanskönig, che sarà poi il fondamento per il progetto pilota che Rosanna Conte andrà a presentare al Parlamento europeo di Bruxelles. Grazie Alessandro, grazie Presidente di Union Mare per essere stato con noi. La liberiamo, ma intanto cogliamo tutte le indicazioni che lei ci ha dato per aprire il dibattito con il Sindaco Mauro Armelao. Grazie Alessandro. Grazie a voi e buona stagione a tutti. Un saluto anche all'amico Mauro Armelao di Chioggia. Arrivederci, arrivederci. Allora Sindaco, siamo da lei. Partiamo dai primi effetti della Bolkestein che nel suo comune purtroppo si stanno vedendo. Ci racconta qualche caso? Sì, c'è un caso, diciamo, che adesso sarà anche oggetto di ricorso al TAR. So che oggi c'era l'udienza per decidere sulla sospensiva o meno del provvedimento che è stato fatto poi dal dirigente al demanio, che premetto subito che queste procedure sono procedure amministrative, tecniche,
e che la politica non può in alcun modo interferire, ecco, altrimenti si corre il rischio di commettere un reato. Ecco. Quindi, ripeto, è una situazione difficile che desta preoccupazione, ma ci si immaginava che si arrivava anche a questo, purtroppo, però siamo sempre in attesa, come diceva prima Berton, siamo sempre in attesa di decreti attuativi da parte del governo, ecco, in modo da che ci sia anche una direttiva univoca, chiara, anche che poi serva ai comuni per far applicare appunto questa direttiva europea, che chiaramente è una direttiva europea che noi non è che amiamo, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo anche criticata, ma purtroppo dopo tanti anni si è arrivato a questa situazione. Quindi non c'è più una certezza come era in passato, adesso si devono fare delle gare e poi dobbiamo fare con una commissione. Si deve valutare ovviamente qualsiasi progetti che arrivano, se nel frattempo durante la pubblicazione c'è praticamente una domanda concorrente, in questo caso rispetto al caso di Chioggia, insomma. Ecco. Insomma, potrebbe aumentare la competitività, no? Evidentemente, cioè il lato positivo in tutto questo è che potrebbe aumentare la competitività e quindi anche migliorare il servizio. Possiamo immaginare che uno degli effetti positivi possa essere questo. Esatto, sì, sicuramente magari la finalità è anche questa, però io parlo per Chioggia, noi la qualità dei servizi l'abbiamo già da tanti anni grazie ai nostri imprenditori balneari che hanno investito le loro risorse per migliorare sempre di più ovviamente la gestione, ecco, della concessione balneare, quindi lettini, ombrelloni, infrastrutture, però ripeto, il pericolo è che ci siano magari potenzialmente anche cordate estere anche di imprenditori che cercano di partecipare a queste gare, a questi bandi. E ricorda ai nostri telespettatori, Sindaco, il caso di Chioggia che stiamo citando, perché forse io non l'ho citato, lo può ricordare lei, lo riassuma? Sì, loro hanno fatto una richiesta di proroga a fronte di un progetto, però il progetto a livello urbanistico non è stato accettato, è stato rigettato. Nel frattempo, durante la pubblicazione, è intervenuto un altro imprenditore, diciamo, che ha presentato una domanda concorrente e praticamente si è aggiudicato lo stabilimento balneare che avevano questi imprenditori di prima, insomma, ecco. Però questi chiaramente hanno fatto un ricorso al TAR, hanno richiesto la sospensiva e adesso siamo in attesa di capire se viene data o meno, sarà data o meno dal TAR la sospensiva. Poi in base a quello ovviamente gli uffici comunali interverranno. Senta, questo meteo è un po' pazzerello, no? C'erano delle temperature piuttosto fredde fino a pochi giorni fa, oggi pare che insomma stia per arrivare l'estate. La stagione turistica come si sta presentando per il suo comune? Allora, la stagione turistica si sta presentando molto bene, ecco, ma noi abbiamo avuto turisti praticamente anche a gennaio, febbraio, marzo e aprile, specialmente nei weekend. C'è stato questo maggio pazzerello e anzi approfitto anche per esprimere insomma vicinanza e solidarietà all'Emilia Romagna, ai sindaci che stanno affrontando veramente un'alluvione e questa emergenza. Adesso spero che il tempo si sistemi un po', è vero che eravamo in emergenza idrica, ma non avevamo proprio chiesto così tanta acqua, specialmente in Emilia Romagna. Ecco, ripeto, la stagione si preannuncia una stagione di successo. Ecco, se chiaramente si sistema il tempo, ovviamente abbiamo già quasi tutto esaurito, parlavo anche con gli albergatori, hanno già tantissime prenotazioni, purtroppo a maggio hanno avuto anche tantissime disdette delle prenotazioni che avevano fatto anche un mese prima. Purtroppo, però ripeto, l'estate dovrebbe andare liscia, come mi auguro, insomma. Insomma, noi siamo pronti ad organizzare eventi per rendere sempre più attrattiva la nostra località balneare di Sottomarina, Isola Verde e anche a Chioggia, perché ripeto, a differenza degli altri comuni, esclusa Venezia, chiaramente degli altri comuni della costa del Veneto, diciamo che Chioggia ha comunque 50.000 abitanti e esclusi i litorali ha comunque un centro storico, insomma, ecco, è una città che vive anche di turismo anche durante l'inverno, insomma, vive chiaramente il grosso del turismo chiaramente ce l'abbiamo nella stagione estiva, quindi iniziamo già da metà aprile fino a fine settembre, però anche durante l'inverno, diciamo, Chioggia vive anche di una fetta di turismo, che adesso si sono aggiunte anche le crociere, quindi abbiamo
circa 50.000 turisti in più che visiteranno la nostra città. Quindi un ottimo potenziale turistico. E l'ultima domanda che le faccio, perché so che lei è un esperto in materia di turismo, la notizia di alcuni giorni fa della ministra della cultura, adesso non ricordo esattamente di quale paese africano, che è stata derubata in vaporetto a Venezia, e è esploso un po' il caso, no, di questi borseggiatori che la passerebbero liscia a causa della riforma Cartabia. Tanti turisti che arrivano vengono così derubati del portafoglio, della borsa, e poi i turisti vanno via o comunque ritornano nel loro paese, quindi a causa della riforma Cartabia questi borseggiatori rimangono impuniti. So che lei è anche un po' la sua materia, sì, insomma, ne sa. Esatto, e sì, ci vuole sempre una querela di parte, no? Una denuncia. È chiaro, il turista ovviamente tante volte magari viene derubato di un borsellino e sta andando a prendere il treno per partire, non ha tempo e quindi, ripeto, rimane in vario. Però, ripeto, il discorso della certezza della pena mancava anche prima. Ecco, so che il governo dovrebbe anche mettere mano a questa riforma che sta mettendo veramente in difficoltà le forze di polizia, che poi è difficile da parte delle forze di polizia spiegare quali siano questi meccanismi, no? Giudiziari. Però purtroppo la verità è questa. Spero che il governo intervenga anche in questo e che dia strumenti in più, in questo caso alle forze di polizia, per assicurare alla giustizia e chi ovviamente le persone che commettono dei reati, perché io dico sempre che la criminalità va arrestata e tenuta dentro. Non può una persona essere arrestata 3, 4, 5, 6 volte ovviamente e continuare a ritrovare la stessa persona che commette gli stessi reati e sempre nella medesima zona. Quindi vuol dire armi spuntate, vuol dire dare armi spuntate alle forze di polizia, che invece dovrebbero garantire la sicurezza, che è quella che i cittadini e i turisti chiedono. Ecco, quindi abbiamo il diritto, noi come Stato, parlo in questo caso, di garantire la sicurezza dei cittadini. E la sicurezza si garantisce come? Dando delle norme, delle leggi chiare, ovviamente non interpretabili, perché poi ovviamente le leggi diventano interpretabili e quindi qui si apre un oceano di interpretazioni che ovviamente non portano sicuramente al risultato sperato, che è quello di mettere in galera il malfattore. Esiste un piano per la sicurezza con la polizia locale, ad esempio per la stagione turistica, immagino a Sottomarina? Sì, e noi da diversi anni, diciamo, mancava il terzo turno serale della polizia locale. Abbiamo fatto in questo primo anno e mezzo di mio mandato, insomma io sono sindaco da ottobre 2021, abbiamo assunto 7 nuovi agenti della polizia locale e così abbiamo riorganizzato un po' il servizio insieme al comandante e abbiamo garantito adesso dal 15 di maggio al 30 di settembre la qualificata presenza di agenti della polizia locale anche dalle 19 alle ore all'1 di notte. Quindi vuol dire avere la polizia locale fuori che serve per controllare esercizi pubblici, controllare il rispetto di eventuali ordinanze e controllare anche il rispetto ovviamente della segnaletica stradale, quindi parlo delle macchine parcheggiate dove non devono parcheggiare, e poi contribuire e dare ausilio alle forze di polizia sul territorio anche per quello che riguarda il rilievo degli incidenti stradali. Grazie a Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Abbiamo toccato diversi temi, ma insomma era anche importante questo legato alla sicurezza, perché appunto una notizia battuta in tutti i quotidiani locali del veneziano ha fatto discutere, ma questa è l'evidenza. La riforma Cartabia purtroppo sta producendo anche questi effetti. Grazie per essere stato in nostra compagnia, arrivederci. Buona giornata, grazie. Arrivederci anche a lei. In pubblicità ora, poi a seguire altri minuti insieme per farvi vedere alcuni servizi. A tra poco. Ben ritrovati, prima edizione, abbiamo parlato di turismo con il piano di sicurezza a Chioggia e Sottomarina del sindaco Mauro Armelao, con le coste e toccando ovviamente anche il tema del disastro in Emilia-Romagna causato dal maltempo, e con il turismo torniamo a Venezia per parlare della Biennale dell'Architettura. Sono giorni da tutto esaurito per gli hotel della città. L'apertura di questa 18ª mostra internazionale sta portando il pienone, un boom di presenze in laguna. La Biennale volano per tutta l'economia della città di Venezia. Per i giorni di preapertura della 18ª mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia, almeno fino a domenica, è tutto esaurito in città.
e anche nel caso di disdette dell'ultimo minuto i prezzi delle camere sono alle stelle. Il periodo della Biennale inizia sempre con un grande botto dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista alberghiero. Gli alberghi sono pieni a prezzi estremamente elevati per le ultime stanze, si trova ancora posto sulla disdetta, però oggettivamente questo è il periodo in cui tutti quanti coloro che si occupano di arte, di architettura vogliono essere presenti a Venezia. Un periodo d'oro per l'indotto e la vitalità della città. I prezzi alti servono alle imprese a ricostituire quelle riserve che poi servono per investire, per rifare le stanze, rifare i bagni, dare lavoro un po' a tutta la città che vive sul turismo. Abbiamo poi una bolletta energetica estremamente elevata, un'inflazione galoppante e quindi gli alberghi hanno bisogno di mantenere i piedi forti sulla terra con tariffe che siano adeguate alla situazione. Ciò è consentito da un periodo veramente fortunato, veramente unico. È da Pasqua che abbiamo i weekend in cui praticamente siamo sempre al quasi tutto esaurito e la prospettiva è che anche i prossimi weekend saranno assolutamente simili. Per il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa potrebbe essere un momento di svolta. Se anche il 2024 sarà un anno positivo, possiamo dire veramente che il sistema alberghiero veneziano si sarà ripreso totalmente. Un patto per il lavoro, inedita alleanza con le associazioni sindacali. Ieri l'incontro tra CGIL, CISL-UIL e gli industriali del Veneto. Vediamo. Approvati in giunta 4 progetti, 3 esecutivi e 1 di fattibilità, che completano il piano di interventi dedicati alle piste ciclopedonali di Padova. Una serie di opere dedicate alla realizzazione e alla riqualificazione, finanziati principalmente con fondi del PNRR. Si tratta dell'area di via 58° Fanteria, la strada a fianco dello stadio Appiani con la riqualifica dell'intera zona. Un progetto da quasi 1 milione di euro, dei quali 850.000 provenienti da fondi europei. Il secondo intervento in via Facciolati e nell'area di Porta Pontecorvo. Anche qui l'investimento si aggira intorno al 1 milione di euro. I fondi che arrivano dall'Europa sono di 675.000 euro. Il terzo progetto in via Grassi, via Rocco e via Ippodromo, in cui l'investimento è di circa 780.000 euro, 709.000 provenienti dal PNRR. Approvato anche il progetto di fattibilità tecnico-economica del tratto Bassanello-Mandria, un'opera da oltre 2 milioni di euro, dei quali 1.390.000 assicurati dal PNRR. Il servizio che avete visto ci ha portato a Padova con il progetto della bicipolitana approvato a Palazzo Moroni. 4 i progetti, quelli che avete sentito nel servizio di Francesco Ratai. Adesso invece vi facciamo vedere le immagini girate dalla nostra troupe veneziana dell'incontro tra gli industriali del Veneto, Leopoldo Destro, e i sindacati. Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene, senza slogan, con accordi mirati, sarà importante. Parole del presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, in merito alla mancanza di lavoratori che interessa in modo trasversale il settore manifatturiero e terziario. La sua proposta, pensare ad una politica di inclusione e occupazione con accordi presi già dal paese d'origine dei migranti. Questo al fine di affrontare la desertificazione demografica del nostro territorio, che già oggi partendo dalla provincia di Treviso, specchio delle altre realtà provinciali venete, vede una diminuzione del 30% del tasso demografico. Significa che nel 2030 in Veneto saranno 180.000 le persone in età lavorativa in meno. Il sistema lavoro è in continuo movimento e quindi le politiche anche di welfare che le singole aziende stanno portando avanti danno una nuova visione del lavoro e del modo di approcciare il lavoro. Quindi l'altra sua proposta, chiedere al governo di mettere a terra il PNRR e portare avanti eventuali modifiche in accordo naturalmente con l'Europa, specie per quei famosi 20 miliardi di euro di progetti sfumati, vedi tra gli altri il Bosco dello Sport di Mestre, e di cui le aziende potrebbero portare avanti le nuove progettualità in qualità di soggetto appaltante.
in una unione, in un unisono e in una visione che deve essere appunto comune. Se ne è parlato a Marghera in occasione della presentazione del Patto per la coesione sociale, firmato con CGIL, CISL e UIL. In evidenza anche le 30.000 aziende venete a rischio infiltrazioni mafiose. È evidente che rispetto a questo noi, attraverso il patto, anche accendiamo una luce e costituiamo in qualche modo un presidio. Veneto che farà sentire forte la propria voce a Roma, considerato che dopo Assolombarda rappresenta la seconda più grande Confindustria d'Italia. Queste sono le nostre proposte che andranno sviluppate partendo dal patto che abbiamo sottoscritto, perché il patto è un punto di partenza che richiede gambe e richiede interventi che dovremo condividere assieme a Confindustria. Commercianti arrabbiati, siamo a Preganziò, nella Marca trevigiana, rabbia e preoccupazione degli esercenti del parco commerciale dopo il rogo che l'ha interessato poco meno di 10 giorni fa e sono ancora costretti a tenere chiusi i loro negozi. Siamo a casa senza un lavoro e senza assolutamente un reddito. Sono passati quasi 10 giorni dall'incendio che ha devastato il Primarket di Preganziola nel parco commerciale di Via Europa. Il centro è ancora inagibile, sotto sequestro. Le attività che a causa del rogo hanno dovuto chiudere sono almeno una decina, che danno sulla piazza un bar, una rivendita di sigarette elettroniche, un'erboristeria e un negozio per animali, tutti chiusi. Nicola Cerolina, che con la moglie gestisce una scuola di toilettatura, è molto preoccupato. Noi abbiamo perso circa, posso dire, il 90% di quello che avevamo all'interno del negozio. In 5 ore sono svaniti anni e anni e anni di sacrifici e di lavoro. Noi ci stiamo già muovendo per trovare una locazione nuova. Chiaramente noi non possiamo spostarci, dopo noi sono 7 anni che siamo in quel posto e abbiamo tutta la nostra clientela, tutto il nostro giro. Sono decine le ispezioni tra periti e vigili del fuoco nell'intero stabile. L'inchiesta seguirà il suo corso. Nel frattempo l'esasperazione degli esercenti è palpabile. Alcuni preferiscono non parlare, altri come Nicola non si vergognano ad ammettere la grande difficoltà in cui si trovano. È brutto da dire, ma vediamo solo nero. Noi vorremmo in primis solo ed esclusivamente lavorare. Poi chiaramente se arriva un aiuto da qualcuno, da qualcosa, noi logicamente non diciamo di no, perché ripeto, in questo momento siamo veramente in forte difficoltà. E a proposito di lavoro, chiudiamo con un compleanno degno di nota, 104 anni, sono 5 generazioni della storica pasticceria Graziati. Vediamo il servizio. Trisnonno, bisnonno, nonno, papà Fabrizio e mamma Elena e adesso la figlia Carolina con il fidanzato Sebastiano. Dal 1919 sono in totale 104 anni e 5 generazioni, partendo dal fondatore Giorgio Bartolomeo Graziati, che arrivato da Quinto di Treviso acquistò una locanda con alloggio in Piazza della Frutta. Oggi la pasticceria Graziati è un'impresa familiare che dà posti di lavoro, investe in macchinari sempre nuovi e produce il famoso millefoglie unendo tecnologia e tradizione. Rappresentano la forza della nostra economia, rappresentano la forza del nostro territorio, insomma, quinta generazione. Evidentemente tu arrivi alla quinta generazione perché ci credi, perché ci hai messo passione, tanto lavoro, perché hai saputo superare tutte le avversità possibili e immaginabili. Regalano emozioni, rendono bella questa piazza straordinaria. Insomma, sono questi gli imprenditori che ci piacciono. In questo caso con Graziati riusciamo a tenere insieme tradizione e innovazione. La tradizione che è il prodotto, la qualità, anche un servizio che è caratteristico, e l'innovazione perché questo luogo ha saputo rinnovarsi, essere molto accogliente, un luogo amato dai padovani ma anche dai turisti e che fa anche avvicendamento generazionale, avvicinando anche energie fresche. La quinta generazione è rappresentata da Carolina Graziati e Sebastiano. Sono rispettivamente commercialista e avvocato, ma hanno deciso di scegliere la strada professionale della pasticceria per continuare la tradizione familiare. Dopo aver completato il nostro percorso di studi abbiamo deciso di sposare questa vita professionale, familiare e guardare al futuro insieme. Siamo motivati dalla storia che abbiamo alle spalle, dal nostro percorso di studi. Sicuramente possiamo essere spaventati dal futuro come in qualsiasi altra attività, ma sono sicura che insieme a Sebastiano faremo grandi cose.
Vi lasciamo con un'ultima ora. Antonio Canova sbarca in America. La mostra Canova Sketching in Clay sbarca a Washington, una mostra incentrata sul processo creativo di Antonio Canova, affiancando i modelli in terracotta e i successivi calchi in gesso e i capolavori in marmo. La mostra dunque ospitata a Washington e poi a Chicago dal 19 novembre al 18 marzo 2024. È l'ultima notizia per questa nostra prima edizione. Tutte le altre notizie torneranno nei nostri notiziari a partire dalle 18:30. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento su Antenna 3.